Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo mercoledì 28 aprile. Tantissimi temi sul tavolo, soprattutto sul fronte politico, dove il clima è incandescente, sia a livello nazionale che regionale. In questi minuti al Senato va in scena il rendezvous nei confronti del ministro Speranza, la mozione, lo sapete, presentata da Fratelli d'Italia di sfiducia nei confronti del Ministro della Salute, che poco fa ha parlato e ha detto sostanzialmente che non si fa politica sull'epidemia. In questo preciso istante sta parlando il senatore Vasco Errani, che è del gruppo Liberi e Uguali, tra i sostenitori di Speranza, ma poi ritorneremo a collegarci anche con il Senato. Dicevamo, clima incandescente anche a livello regionale. Il tema è quello dei test rapidi e della trasmissione Report, che ha fatto parecchio clamore. Ieri pomeriggio c'è stata anche una conferenza stampa convocata d'urgenza dal numero 1 di Azienda Zero, Luciano Flor. Ovviamente le opposizioni in Consiglio regionale hanno sollevato il caso e chiesto che Zaia intervenga direttamente all'assemblea di Palazzo Ferrofini. Ma c'è anche un altro risvolto, ed è un risvolto giudiziario, perché la Procura di Padova ha aperto un fascicolo. C'è il servizio. Chi più di tutti ha informazioni su questa vicenda è chi ha dato informazioni distorte a quella trasmissione, compreso il fatto grave di insinuare incertezze. Scusate, il servizio è quello della Procura di Padova, la Procura di Padova che ha aperto un fascicolo. Abbiamo l'aggiornamento proprio dalla redazione. Le indagini sarebbero partite già alcune settimane fa. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per verificare se i test rapidi per il Covid siano affidabili, ovvero se siano in grado di rispettare le prestazioni diagnostiche promesse dalle aziende farmaceutiche. Un'indagine riservata di cui trapela pochissimo. Pare che il pubblico ministero stia procedendo sull'ipotesi di frode in pubbliche forniture. La notizia dell'indagine della Procura di Padova è emersa dopo il caso sollevato dalla trasmissione Report, che parlava di uno studio condotto dal professor Andrea Crisanti sulla poca affidabilità dei test antigenici rapidi largamente utilizzati dalla Regione Veneto durante la seconda ondata della pandemia di Covid. La polemica tra il direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera, che sarebbe già stato ascoltato in procura, e la Regione dura da mesi, ma ora sembra essere definitivamente passata alle vie legali. I test rapidi possono aver dato una percentuale di falsi negativi più alta di quella promessa, favorendo così la circolazione di soggetti positivi al virus. Questa è l'ipotesi da verificare. Il direttore della Sanità Veneta, Luciano Flor, all'epoca dei fatti direttore generale dell'azienda ospedaliera, nelle scorse ore ha smentito l'esistenza dello studio a novembre e respinge le accuse mosse dal servizio di Report di aver nascosto il lavoro di Crisanti per timore di ripercussione da parte della casa farmaceutica che produce i test rapidi. Ecco, questo l'aggiornamento in tempo reale che arriva dalla Procura di Padova. Quindi parlavamo di clima incandescente, ma lo chiedo anche a Tommaso Razzolini, che è consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Che aria tira a Palazzo Ferrofini, Razzolini? Buongiorno a tutti. L'area sicuramente, ieri in Consiglio regionale abbiamo notato l'uscita da parte dei consiglieri di minoranza, però insomma noi ritenevamo corretto continuare con l'ordine dei lavori per rispetto anche a chi oggi rappresentiamo. Sicuramente sappiamo che il Presidente Zaia verrà a riferire quanto prima nelle sue possibilità in Consiglio regionale e attenderemo da lui appunto le spiegazioni, ma noi siamo fiduciosi sul suo operato e quindi siamo tranquilli. Ovviamente attendiamo la Procura di Padova che ha aperto il fascicolo, attendiamo le procedure, quindi insomma saremo qui ad attendere l'esito.
Razzolini, si è avvelenato il clima negli ultimi mesi attorno a questa vicenda, soprattutto alla gestione della seconda fase della pandemia e al tema dei test rapidi? Ma credo che se si sia avvelenato il clima è perché ormai la gente è abbastanza esasperata, perché dopo un anno viviamo ancora di zone rosse, zone arancioni, ora per fortuna siamo in zona gialla, però poi cali, crescite di contagi, e quindi siamo in una situazione un po' di esasperazione, e tutto sicuramente aiuta ad inasprire le tensioni tra le persone, ecco. Quindi sicuramente il clima non aiuta. Speriamo che adesso, anche con l'arrivo della zona gialla, anche se abbiamo ancora questo benedetto coprifuoco che secondo me e secondo noi di Fratelli d'Italia non aiuta sicuramente ai nostri locali, alle nostre aziende sulla parte turistica, perché chi oggi pensa dove poter andare in vacanza, per quanto poco magari potrà fare rispetto alla situazione pre-Covid, comunque valuterà sicuramente la tenuta o meno di questo coprifuoco. E lo si sa, bisogna ragionare per tempo, non si può pensare di toglierlo a giugno, perché il turismo è già partito da tempo, e quindi sì, le risposte vanno date prima. Sarebbe tardivo, diciamo. Ieri però sembra che la maggioranza che sostiene il governo abbia trovato la quadra, e ci sia un forte impegno da parte del Premier Draghi di ritornare sul coprifuoco e sulle regole, diciamo così, collaterali entro il mese di maggio. Sembra che ci sia un'intesa quindi fra le forze del centro-sinistra, Lega e Forza Italia. Lei pensa che questa intesa ci sia per davvero? Ma io me lo auguro sinceramente. Noi ieri abbiamo presentato un ordine del giorno per l'abolizione del coprifuoco. È vero, è un atto politico, ma come politica oggi è la scelta di mantenere questo coprifuoco, perché lo stesso comitato tecnico scientifico ha dichiarato che non ha una valenza scientifica il coprifuoco, ma è una scelta politica, e quindi se ha detto il comitato tecnico scientifico vuol dire che una verità c'è in tutto ciò. Perciò riteniamo che questa scelta del coprifuoco, che va a violare anche la libertà personale, non vada bene, perché non dà poi un riscontro effettivo sul calo dei contagi. Quindi ieri l'ordine del giorno sul coprifuoco, che ha comunque creato tensioni anche all'interno del centrodestra. Oggi Fratelli d'Italia che tiene il pallino con questa mozione contro il ministro Speranza. Dove si andrà a parare? Cosa prevede Razzolini? Ma credo che essendo il governo abbia una grande maggioranza in Parlamento, essendo Fratelli d'Italia l'unico partito all'opposizione, credo che questo ministro, nonostante i disastri che abbia fatto sia nel governo precedente che in questo, abbiamo visto anche con la chiusura degli impianti sciistici, continui a rimanere lì. Da quando appunto è mancata la trasparenza anche con il collega che aveva il ministro prima, ovvero Arcuri, noi abbiamo visto non più bene la presenza di questa figura come ministro. Ecco, è stato abbastanza latitante nell'organizzazione dei trasporti. Abbiamo visto anche i NAS che hanno verificato i contagi nel trasporto pubblico locale, quindi anche su questo è vero che la competenza del trasporto sono delle regioni, però poi bisogna anche che il governo aiuti con degli incentivi per aumentare i mezzi. Quindi io penso ancora a quei benedetti banchi a rotelle che abbiamo visto non hanno trovato un'utilità, e allora perché spendere soldi in quelle situazioni? Potevamo lavorare meglio sul trasporto pubblico. Razzolini, quanto vi state allontanando dai vostri alleati storici, quindi Lega e Forza Italia? Quanto vi stanno allontanando i fatti delle ultime settimane? Perché è abbastanza evidente la tensione anche tra leader, tra Salvini e Meloni. Ma noi non ci stiamo allontanando da nessuno. Noi avevamo
una posizione prima e quella posizione la stiamo tenendo anche adesso. Ci riteniamo parte di una centrodestra, siamo in questa posizione, lo siamo sempre stati, credo che siamo stati molto coerenti nel tenere questa linea e la continueremo a tenere, insomma, ecco, quindi da parte nostra non c'è nessun allontanamento. Allora farei un passo indietro, ritornerei alla giornata politica di ieri perché c'è stato un fatto politico importante, il via libera da parte delle Camere al recovery plan italiano che sarà presentato entro la settimana a Bruxelles, ma sentirei proprio le parole più significative pronunciate dal Premier Draghi ieri al Senato. Sentiamo Draghi. E la scommessa è sulla capacità di spendere, ma soprattutto di spendere bene questo denaro. E questa scommessa vede l'Italia in prima fila come il paese che ha tirato di più su questo fondo, forse la Spagna qualcosa di più. Quindi noi saremo in un certo senso responsabili del successo o della perdita di questa scommessa. E c'è qualcosa, una sconfitta su questo fronte, è grave, prima di tutto perché i primi a pagarne il prezzo saremo noi, ma è grave anche per il futuro dell'Europa perché non ci sarà più possibilità di convincere gli altri europei a fare una politica fiscale comune, a mettere i soldi insieme. E voglio ricordare che mettere i soldi insieme e fare una politica fiscale comune, prima di tutto, torna a nostro beneficio, perché siamo uno dei paesi più fragili dell'Unione Europea. Ora o mai più verrebbe da dire, stando le parole pronunciate da Draghi. Fratelli d'Italia è all'opposizione, è l'unica forza di opposizione, ma la sfida del recovery plan è epocale, Razzolini. Indubbiamente è una sfida epocale, per questo merita molta attenzione. Noi sinceramente non riteniamo di aver avuto abbastanza elementi per poter sostenere questo recovery, perché è per noi stata una scelta da prendere a scatola chiusa. Invece vogliamo essere consapevoli di sapere cosa c'è all'interno di questa manovra, anche perché sappiamo una manovra molto importante a livello economico che chiederà sicuramente dei sacrifici futuri. E di conseguenza sembrerebbe che in questo momento la Commissione europea sappia molto meglio rispetto il Parlamento italiano cosa contiene questo recovery, e quindi questo a noi sinceramente non ci sta bene. Ieri sera al Senato sono arrivate parole in qualche modo molto chiare anche da parte di Matteo Salvini. Matteo Salvini che ha dichiarato appoggio totale al Premier Draghi. Sentirei queste parole. Noi siamo alleati leali, purtroppo, dice qualcuno a sinistra. Noi abbiamo risposto all'appello del Presidente Mattarella mettendo prima l'Italia rispetto all'interesse di partito. E se qualcuno pensa di buttarci fuori, ha sbagliato a capire. Noi qua siamo e qua rimaniamo, orgogliosi e convinti per aiutare il nostro Paese. Signor Presidente, noi ci fidiamo degli italiani e delle imprese. Matteo Salvini, pronunciate ieri al Senato. È stato un endorsement o comunque in qualche modo Salvini Razzolini ha rinsaldato l'alleanza. Questo diciamo non glielo so dire, adesso attenderemo gli sviluppi. Sicuramente nelle prossime elezioni politiche ma anche amministrative e qualsiasi tipo di elezioni noi siamo consapevoli che la scelta migliore per Fratelli d'Italia, ma credo anche per i nostri alleati, sia
ricorrere con un centrodestra unito e compatto. Tanti sono gli obiettivi da portare avanti, e questi li possiamo portare avanti se effettivamente tra di noi c'è un'unione e una forza di traino del centrodestra, insomma. Mi verrebbe da dire chi ama lascia libero, quindi in questo momento voi lasciate libero Salvini. Ma non è che lasciamo libero, la Lega ha fatto una scelta che è quella di, come diceva prima Salvini, di governo. Noi sinceramente, visto che non avevamo delle convinzioni, perché non c'erano stati dati i nomi dei ministri che sarebbero andati a ricoprire i vari ministeri, insomma si è parlato di governo dei migliori, però poi ci ritroviamo Speranza ministro, e allora noi per tutta una serie di ragioni non siamo partiti dicendo non vogliamo il governo Draghi, però abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo alla fine concretizzato che non avevamo le garanzie necessarie perché questo governo potesse veramente essere dei migliori, quindi abbiamo deciso di lavorare sì per l'Italia, per gli italiani e anche per i veneti, però stando nella parte dell'opposizione. Alla fine comunque si può portare del positivo anche stando seduti in minoranza. Razzolini, grazie mille. Qui ritorniamo al dibattito al Senato, che è in corso la mozione di sfiducia nei confronti di Speranza. Sta parlando Massimiliano Romeo della Lega. Mi sembra anche un intervento abbastanza accaldato. Proviamo a sentire qualche istante. Chiedo alla regia se è possibile. Come mai, visto che siamo tutti a favore delle riaperture, cioè alla fine anche voi lasciate campo libero alla Lega su questo tema. Questa sarebbe una cosa su cui sarebbe necessario che magari anche qualcuno di voi cominciasse un attimo a riflettere, come se le riaperture fossero di un partito piuttosto che di un altro. Ecco. Come dice Draghi, rischio calcolato. Questo è quello che noi chiediamo. Rischio calcolato, con gradualità, con prudenza, ecco, con equilibrio, lo ripetiamo. Però, Ministro, quando lei mi dice a proposito della politica, non buttiamo in politica o non utilizziamo la politica nella pandemia. Ecco, ritorniamo in studio, vedete, è un intervento accaldato, Lega partner di governo, però il tema ricorrente è questo delle riaperture. Ne abbiamo parlato anche con il nostro primo ospite Razzolini, ma veniamo al nostro secondo ospite che periodicamente fa il check della curva dell'epidemia. Siamo collegati con il professor Massimo Guerriero, che è biostatistico ed esperto di epidemiologia all'Università di Verona. L'ho visto fino a qualche istante fa. Professor Guerriero, è in linea? Non è in linea, c'è stato evidentemente qualche problema. Cerchiamo solo un attimo di ripristinare il collegamento e ritorniamo, anzi lo vedo, forse è questione di qualche frangente. Con il professor Guerriero volevamo parlare soprattutto di variante indiana. Adesso la vedo, professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. C'è qualche problema di linea oggi? Non c'è problema, siamo abituati, andiamo avanti, non ci facciamo intimorire. Professore, con lei ci troviamo periodicamente per capire come procede la situazione. Come sempre ha preparato per noi delle slide, quindi andrei in maniera ordinata. Partiamo, il contagio nel mondo, cosa ci può dire? Partiamo dalla situazione internazionale. Sì, è importante questa slide perché noi continuiamo a parlare dei vaccini nel Veneto e in Italia, però ovviamente la questione riguarda tutto il mondo, e se facciamo vedere la prima slide noi vediamo che a livello mondiale il contagio è in forte crescita. Vedete anche le diverse aree rappresentate nei diversi colori, però ciò che emerge chiaramente è che tutte quelle curve gialle, verdi e viola sono in forte crescita. Se andiamo poi alla slide successiva, che rappresenta
la mortalità, andiamo in quella precedente un attimino, rappresenta la mortalità. Anche per quanto riguarda la mortalità vediamo che il trend è del tutto analogo. La slide successiva, che rappresenta la situazione dell'India, è emblematica e anche da tenere sotto controllo, perché ci potrebbe riguardare da vicino, nel senso che vedete che l'India, che pur essendo rimasta su valori tutto sommato contenuti, vediamo nella prima parte della curva, adesso nella parte destra del grafico vediamo che c'è questa fortissima impennata, e quindi ci troviamo davanti ad una nuova variante che speriamo non dia grossi problemi. Alla slide successiva invece vorrei richiamarvi alla situazione della Gran Bretagna, non a caso, perché si parla tanto delle riaperture, ma la Gran Bretagna ha riaperto in una situazione molto diversa dalla nostra, perché aveva 1/7 dei casi che abbiamo noi adesso e ben 1/16 dei morti che abbiamo noi adesso, e si accingevano ad aprire con il 60% della popolazione che aveva ricevuto almeno una dose di vaccino, e per noi questa percentuale sfiora appena il 19%. Quindi è chiaro a tutti che di riaperture si può iniziare a parlare, ma dobbiamo essere estremamente cauti, ma soprattutto dobbiamo capire il trasferimento di responsabilità che il governo ha fatto verso di noi, verso noi cittadini privati, perché saranno i nostri comportamenti a dettare l'agenda delle prossime settimane. Allora, professore, prima di questo è il quadro internazionale. Prima di arrivare all'Italia, qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo con il professor Guerriero. A dopo. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con Marghera per il punto stampa del governatore Zaia. Siamo ancora collegati con il professor Guerriero dell'Università di Verona. Stiamo facendo un po' il check alla curva dell'epidemia. Siamo arrivati, professore, alla situazione italiana. Vediamo un attimo i dati e poi parliamo di vaccini. Prego. Professore, non la sentiamo. Forse c'è qualche problema di... Mi sentite? Ecco, adesso la sentiamo. Eravamo arrivati alla situazione italiana. Questo è il dato che ci ha fornito. Certo. Ecco, se appunto guardiamo alla slide relativa, noi ci rendiamo conto che la situazione italiana è una situazione, come abbiamo sempre detto, molto fluida, nel senso che è in forte cambiamento, in ragione fondamentalmente di due questioni ormai ben note: le chiusure o restrizioni che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni e la venuta dei vaccini. Però se guardiamo il grafico, il trend è in calo, ma siamo ancora ben lungi da toccare lo zero. Se passiamo alla slide successiva, vediamo la situazione del Veneto. Questa rappresenta il numero di contagi aggiornata agli ultimi dati rilasciati ieri sera. La freccia rossa indica il momento del picco di massimo ed era poco prima di Pasqua. Poi vedete che è iniziato un forte calo e adesso non so se si riesca a cogliere, però se vedete la parte destra finale di quella curva inizia a presentare un piccolo appiattimento. Ecco, ovviamente non c'è ancora nulla di concreto, però sembra che questo calo sia arrivato ad una fase di rallentamento e quindi che nei prossimi giorni probabilmente non continueremo a calare così come abbiamo visto sino ad oggi. Lo stesso aspetto lo vediamo anche nella slide successiva, che prende in considerazione i ricoverati. Sempre la freccia rossa indica il periodo prepasquale, il punto di picco, e la curva che è in forte calo ma che sembra che inizia a rallentare, e la stessa questione lo vediamo per le terapie intensive, quindi con questa slide. Quindi il messaggio vuole essere questo, cioè adesso probabilmente c'è questo rallentamento che sta iniziando, quindi a maggior ragione noi dovremmo essere molto attenti nel gestire questa nuova fase di maggior allargamento per quanto riguarda la possibilità dei nostri trasferimenti e di poter andare negli esercizi commerciali. Certo. E qui, professore, arriviamo al tema dei vaccini. I vaccini adesso stanno correndo più del virus?
Allora, i vaccini stanno correndo. Più del virus è difficile da dirsi, perché noi sappiamo che quando il virus si mette a galoppare ha mostrato delle velocità davvero imbarazzanti. Noi con i vaccini stiamo andando un po' a rilento. Adesso in effetti ci stanno promettendo, diciamo, l'arrivo di quantitativi di vaccini tale per cui si spera che nel mese di maggio si riesca a fare molto. Però se guardiamo i numeri crudi, così come li vediamo rappresentati in questa tabella, noi vediamo che a livello mondiale abbiamo solo il 3% di persone vaccinate, in Italia il 9% e nel nostro Veneto sfioriamo il 10%, quindi siamo ben lungi dalla raggiungere quella famosa soglia del 70-80% che dovrebbe metterci a garanzia. Ma questo non ci deve scoraggiare, perché la questione importante è riuscire anche a dare una prima dose al numero più alto possibile di persone, perché in Inghilterra abbiamo visto è successo questo. E qui siamo, mi piace sottolinearlo, al 36% contro una media italiana del 21% se parliamo di prima dose, quindi non è un dato confortante. È un dato confortante, si tenga presente che adesso questo dato verrà rinforzato anche dall'arrivo del vaccino di Johnson & Johnson, che è a singola dose, quindi la questione sarà anche semplificata dal punto di vista numerico, però il messaggio forte che deve passare è questo mese, insomma, dobbiamo essere molto cauti con i nostri comportamenti e utilizzare in maniera spasmodica la mascherina, il distanziamento. E questo è basilare. La ringrazio per il messaggio, professore. È arrivato il governatore Zaia e quindi ci colleghiamo con Marghera. Inizierei subito col bollettino. Scusate che ho un po' di carte e poi volevo dirvi altre robe. E poi passerei ad alcune considerazioni. Allora, i test molecolari sono 4.970.000. Vi faccio notare che nel giro di qualche giorno andremo a 5 milioni di test molecolari. Invece i test rapidi sono 4.297.000. In totale dal 21 febbraio abbiamo fatto 9.268.102 test. 9.268.102. Nelle ultime 24 ore abbiamo trovato 963 positivi. Antonella, c'è posto lì se vuoi? Ah, perché è la camera. Beh, ma comunque sia la sorella Lazzarini che il dottor Flor parlano da questa postazione, per cui penso... allora, i positivi 963, i tamponi effettuati sono 37.238, quindi un'incidenza del 2,59%. Ah sì, era spento, sì, scusatemi. Allora, l'incidenza del 2,59%, 963 tamponi, 37.238. Allora, i positivi dal 21 febbraio 2020 sono 410.000. I positivi ad oggi in Veneto sono 22.521 positivi, quelli che abbiamo noi rintracciato con il contact tracing e quindi con la fase di screening con i tamponi, perché poi ce ne sono molti di più. Ospedale 1.508 meno 38, totale degli ospedalizzati ad oggi. I 1.508 sono così suddivisi: 1.301 in area non critica, meno 27, 207 in area di terapia intensiva, meno 11. Terapie intensive non Covid sono 266. I decessi sono 18 nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 20.310.
Partirei da questo dato con alcune considerazioni, no? Questo è il tasso di recovery, mediamente noi possiamo dire che da una decina di giorni si sta scendendo, diciamo, bene, cioè c'è una fase, come si può dire, se volete anche un po' lenta ma graduale, solida. Adesso speriamo sempre che non si inverta la curva, perché il banco di prova ce l'abbiamo da lunedì, con la riapertura delle scuole al 70%, con ovviamente il tornare in zona gialla e con tutte le, diciamo, quella parte di rischio che comunque ci portiamo in pancia. E lo sappiamo tutti che il lockdown rappresenta, diciamo, la cura disinfettante, ma noi il lockdown non ce lo possiamo permettere, e quindi sto qui a dire che la fase di convivenza è ufficialmente iniziata e in capo a tutti noi la responsabilità. Noi stiamo andando avanti peraltro con i vaccini, questo ve lo volevo dire oggi. Vi ho fatto anche stamattina una riunione con l'assessore Nazzarini, dottor Flore e tutti i dirigenti, come tutte le mattine alle 9. Abbiamo sostanzialmente inoculato 1.540.000 dosi, 796, 1.540.796, ma quello che mi interessa ricordare è che, ed è un appello che faccio, e vostro tramite so che ci darete una mano per questo, è quello di dire che questa mattina abbiamo chiesto di aprire le agende vaccinali e quindi la possibilità di prenotarsi le giornate fino al 19 di maggio, quindi senza creare caos adesso, perché ogni volta che faccio questa dichiarazione poi c'è l'assalto. Si sappia che abbiamo aperti in questo momento posti liberi per almeno 72.000 posti. Stiamo parlando degli over 60, quindi dai 60 anni in su. Chi ha più di 60 anni, non dimentico i fragili, vulnerabili, questo è scontato, ma siccome parliamo di classe di età, sopra i 60 anni, chi volesse prenotarsi, ci sono intanto già dei posti liberi, non tantissimi, già su domani. Dopodiché c'è dopodomani e tutti gli altri giorni fino al 19 maggio. Se lo si fa col sito, si entra, si vedono le caselle verdi nel calendario, che vuol dire che sono caselle, cioè giornate in cui ci sono ancora posti liberi. Tutte le ULSS da mezzogiorno e mezzo di oggi hanno aperto nuove agende, per cui dico, se riuscite a farlo personalmente fatelo entrando nel sito. Se non riuscite a farlo personalmente, fatevi aiutare magari da qualche persona cara, da qualche amico, perché è un'operazione che con questa apertura come si può dire, di posti, cioè 72.000 persone comunque, cioè, sono certe, ma saranno di più. Io mi sono fatto dare il dato di agende caricate a un'ora fa, ma saranno molte di più. E vi dico anche che il nostro obiettivo è un obiettivo ambizioso, di iniziare da domani a 40.000, oltre 40.000 vaccinazioni al giorno. Quindi se ci arrivano vaccini, visto e considerato che alla volta del 3 maggio di lunedì avremo quella settimana una fornitura di 356.000 vaccini, una settimana straordinaria perché poi si torna a 200.000. Noi contiamo di far veramente in fretta anche per la classe over 60. Quindi l'appello ai cittadini: fate la prenotazione da soli, fatevi aiutare da qualcuno, potete andare in farmacia, oppure so che ad esempio dei comandi di carabinieri lo fanno, ma insomma si riesce con queste modalità, insomma se poi una persona non riesce a utilizzare il sito, non riesce a uscire di casa perché è impossibilitata, vuol dire che sicuramente ha qualcuno che l'assiste, quindi ci sarà un'ulteriore possibilità. Ringrazio anche i comuni, che sono molti comuni con i servizi sociali, fanno una prenotazione che prevedono un tempo di procedura di neanche un minuto per prenotarsi. Vi do solo due dati. Allora, dal 60 a 69 anni sono 558.464, 558.464 cittadini in Veneto hanno dai 60 ai 69 anni. Da vaccinare ne abbiamo in questo momento, anzi un po' di meno, ma insomma a un'ora fa ce n'erano 466.387 da vaccinare. Abbiamo in questo momento, cioè un'ora fa, vi do solo questo dato così vi
vi dà una dimensione di quanto funzioni la nostra macchina. Tra prenotati e posti liberi 233.726. 33.726. Già ne abbiamo 161.000 di prenotati e 72.000 posti liberi. Però il tema è, se voi fate due conti, noi, se i cittadini vogliono vaccinarsi e si prenotano subito, ecco l'appello che faccio: non fate la scelta di dire ma tanto fra un mese non che sarà più caos mi prenoterò, perché noi appena raggiungiamo un punto fra virgolette di stallo sui sessantenni apriamo i cinquantenni, quindi non escludo di anticipare i cinquantenni a metà maggio, perché se voi fate il calcolo, se riuscissimo a fare 40.000 vaccini al giorno, ce ne mancano ancora da vaccinare 466.000, voi capite che vuoto per pieno, come diciamo sempre a Tosato, in 10-11 giorni noi li vacciniamo tutti, il che vuol dire che è verosimile che a metà maggio si aprano le agende per gli ultra cinquantenni. Perché faccio appello dai 60 anni in su di prenotarsi? Perché sarebbe bene non sovrapporre tutte queste classi di età con i ritardatari, perché è ovvio che a metà maggio, se non hai vaccinato gran parte o quasi tutti gli over 60, cioè gli ultra sessantenni, finisce che prenoti i cinquantenni che hanno diritto di prenotarsi, però è altrettanto vero che da un punto di vista sanitario avrebbero meno priorità di un sessantenne che se l'ha presa comoda. Allora l'appello che faccio a tutti coloro che hanno più di 60 anni: avete la possibilità in questi giorni di prenotarvi, già domani ci sono dei posti ancora liberi, pochi, perché domani ne abbiamo già una 40.000 più o meno, 38.000, 44.000, però qualche posto c'è ancora, ma procedendo da venerdì, sabato, domenica, lunedì, trovate posti, perché l'agenda per gli over 60 è aperta fino al 19. Se volete un consiglio, cerchiamo, se abbiamo più di 60 anni, di prenotare non il 19 maggio, ma diamoci un obiettivo di farlo prima del 10 maggio. Trovate le agende aperte fino al 19, però se lo fate prima al 10 ci permettete di partire prima con i cinquantenni e di evitare sovrapposizioni. Sta andando bene anche con gli over 70, perché vedo recupero nelle vaccinazioni, vi do solo un dato negli over 70, anzi scusatemi, 70-79, vi ricordate l'altro giorno ho detto ci tocca partire con i sessantenni perché non c'è tanta affluenza. Sono 432.386 di corte, quindi la popolazione 70-79, 432.386. Ancora da vaccinare ce ne sono 111.000, quindi vedete un 25%, cioè si sta crescendo, però c'è da dire che prenotati ce ne sono 32.000 e di posti liberi ce ne sono ancora 11.000, quindi fondamentalmente anche qui un appello ai 70-79enni, da chi ha più di 70 anni, prenotatevi, fate in modo di farlo entro i primi 10 giorni di maggio, sarebbe meglio, anche perché abbiamo vaccini, abbiamo la possibilità di utilizzare queste 356.000 dosi e fare una cura da cavallo, cioè il nostro obiettivo è quello. Guardate che se riuscissimo a aprire i cinquantenni con vaccini a maggio, cioè vuol dire che noi prima dell'estate veramente arriviamo ad aggredire i quarantenni come vaccinazioni, giusto dottor Floro? Non siamo mai contenti, però andiamo avanti e quindi ringrazio tutti i vaccinatori, la macchina vaccinale che è importante, sono 1.300 persone che vaccinano, ringrazio tutti i volontari che si sono affiancati ai nostri operatori. Adesso la macchina è rodata, il sistema informatico funziona, a volte va un po' in crash, perché capite che dopo i miei annunci di solito va sempre in crash, perché è un imbuto, no? Però abbiate un attimo di pazienza, se vedete dopo 2 o 3 volte che non funziona, aspettate pomeriggio o sera, perché i posti ci sono, non li avrete domani o dopodomani, ma lunedì, martedì, mercoledì trovate. Ripeto, dai 60 anni in su, per favore, se potete, fatevi la prenotazione per andare a vaccinarvi prima del 10 di maggio, anche se avete la possibilità oggi di prenotarvi fino al 19. Poi non venitemi a dire che l'ULSS X
ha l'agenda aperta fino al 18, se ce l'ha fino al 18 è perché ha fatto il conto che non arriva al 19 perché li finisce prima, cioè adesso passiamo un minimo di lasco a ste ULS, ma le agende sono aperte. Ultima preghiera, ieri il call center, che ringrazio perché abbiamo avuto giorni nei quali ci siamo incazzati col call center e giorni che vanno ringraziati, ha fatto 1800 prenotazioni da solo, cioè vuol dire che 1800 cittadini si sono prenotati senza utilizzare internet. Però appello ai cittadini, se utilizzate internet è meglio, cioè il call center noi l'abbiamo messo veramente per dare una mano a chi è in grossa difficoltà o chi vuole informazioni, cioè il call center non è lo strumento per prenotare, questo lo devo dire, perché magari intasare il call center per prenotare perché magari uno dice ma mi rompe sta lì a entrare nel sito, perché magari c'è anche chi prenota e magari al call center invece potrebbe utilizzare tranquillamente il sito, rischia di togliere una linea magari a una persona fragile, a una persona che vive da sola, che ha bisogno di informazioni, che ha bisogno di avere qualche notizia magari sui vaccini. Allora facciamo in modo che il call center faccia un lavoro dedicato alle persone più in difficoltà, perché 1800 prenotazioni ieri è un lavoro grande, strepitoso che hanno fatto, quindi ringrazio anche il call center. In generale si va avanti, vi dico anche che nel giro di 10 giorni io spero, perché abbiamo avuto qualche problema anche con l'authority, cosa che sia, privacy, come dicevo, adesso siccome noi abbiamo fatto robe troppo semplici, diciamola tutta fino in fondo, abbiamo detto ti prenoti senza neanche scrivere il nome. Voi sapete che da noi si entra, si scrive il codice fiscale e finia, dopo scrivi la mail alla fine o il telefonino. Adesso la privacy, cioè l'authority ci dice che dobbiamo mettere anche il numero della tessera sanitaria, perché se no si presta, sentite, se uno, cioè, guardate, se ne becchiamo uno solo che usa un codice fiscale di qualcuno per far monate, cioè, capite che va a finire male, perché a questo punto veramente con le vaccinazioni evitiamo ste robe. A parte il fatto che poi voglio ricordare a tutti che chi si iscrive e si prenota poi viene identificato al sito vaccinale, non è che c'è come si dice, che uno va lì e perché si è prenotato non viene controllato il documento. Quindi ci chiedono di inserire anche il numero del codice della tessera sanitaria. Chiederemo, magari faremo in modo di inserire solo gli ultimi 3 numeri, una roba del genere, fa una roba veloce, adesso non so, ci sta lavorando. Entro 10 giorni, proprio per questi motivi, dovremmo avere l'applicazione che torna buona, perché insomma arriviamo già su fasce di età diciamo più proattive e più performanti sotto il profilo digitale, e quindi con l'applicazione si prenota direttamente dal telefonino con un'app. Questo sempre nell'ottica di, noi stiamo strutturando un servizio che alla fine utilizzeremo, a parte il fatto che io sono convinto che i centri vaccinali non li chiuderemo per anni, però, perché comunque avremo sempre questi richiami importanti, però stiamo pensando anche al fatto che molte prestazioni sanitarie possono essere gestite con questa modalità che ormai abbiamo ben collaudato, e quindi uno deve farsi la risonanza, la TAC, l'ecografia o altro, magari utilizza lo stesso canale, lo stesso sito, la stessa app che ha utilizzato magari fino a qualche mese prima per i vaccini. È una nuova app? No, stiamo tentando di entrare per evitare una babele di app, di entrare su un'app nostra in maniera tale che è zero code, in modo tale che un cittadino entra su quell'app, c'ha zero code, CUP eccetera, e c'è anche vaccinazioni, clicca e gli si compare, appare subito la schermata. Oggi no ovviamente, però insomma stiamo lavorando su questo. Per la gioia di Crozza, Mirko di Radio Più mi ha segnalato, no, a voi viene da sorridere, però c'è anche da dire che io, come avete capito perché mi conoscete, cerco anche di valorizzare quelle piccole realtà. Allora, questa è una radio dell'Agordino, con la quale io non ho nulla da spartire, però ogni tanto segnala le robe secondo me intelligenti. Ieri Luxottica, che è una realtà importante internazionale ma che è in Veneto, ha compiuto 60 anni, e quindi volevo fare gli auguri a Leonardo Del Vecchio, Luxottica, e salutare anche tutti i lavoratori di Luxottica
che so insomma che so essere orgogliosi di questa azienda, e lo siamo anche noi, perché comunque Luxottica per noi, guardate, quando io vado in giro per il mondo ti chiedono un po' di descrivere il Veneto, tu parli delle eccellenze culturali di Venezia, di un po' di prodotti tipici, e poi alla fine devi sciolinare qualche nome di qualche azienda. Poi quando arrivi a Luxottica ti guardano e gli si guarda, hai gli occhiali? Sì, sono di Luxottica sicuramente, perché di fatto ormai la quasi totalità delle marche, dei brand mondiali vengono prodotti dalla nostra Luxottica, quindi buon compleanno. Domande le devo da su alla videoconferenza. Allora, facciamo un primo giro: Tosatto, Guidone, Giacomuzzo, Lanzan, Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi sta lanciando un'occhiata. No, sto pensando se 3 domande o una. Una, per la sua gioia. Prego. È una domanda che induce un passo indietro alla giornata di ieri, che ha avuto degli sviluppi, concluso il punto stampa. Ha avuto almeno 2 sviluppi. Uno si è svolto in Consiglio regionale con l'abbandono dell'aula da parte dell'opposizione, che ha criticato e contestato la sua assenza e ha chiesto a gran voce che lei si presenti per riferire sulle vicende riportate da Report. L'altra conseguenza è stata l'esternazione del direttore Flor, che ha chiarito il suo punto di vista e ha risposto ai giornalisti. La domanda qual è? Uno, se dobbiamo interpretare la presenza odierna del direttore Flor come una manifestazione di fiducia da parte sua, una conferma di fiducia. Fate la domanda. È una domanda a 2 facce, come Giano Bifronte, ecco. E l'altra appunto è se lei si recherà effettivamente in Consiglio regionale per rispondere alle richieste dell'opposizione e per chiarire la posizione della giunta regionale su questa vicenda. Grazie. È come il tema di Carducci, che ogni tanto vi cito. Fa un tema sulla mamma. Carducci scrisse mia madre, punto e basta. Questo è un famoso tema si cita questo aneddoto di Carducci, di Giosuè Carducci. Sono anche le poesie a memoria, fra l'altro. Sono 2 risposte ovvie. Primo, nessuno ha mai tolto la fiducia al dottor Flor ieri, e io vi ho detto lasciate che ci parlo, e penso che come si può dire, più che chiarire, ha spiegato, nel senso che solo lui ha le documentazioni in mano e sa che interlocuzione ha avuto, e penso che gli si debba riconoscere rettitudine e il fatto che comunque una carta dopo l'altra, senza mettere in discussione la professionalità di nessuno, ma che passi l'idea che qua la gente muore e noi ce ne strafreghiamo di tutto. No, sul Consiglio ci vado, e ho chiesto, so che non hanno gradito, ma sinceramente se l'obiettivo del Consiglio è la chiarezza la si fa come dico io, ci vado con i dirigenti che voglio che parlino, perché oggettivamente io non posso né parlare di tamponi, non posso parlare di schede anagrafiche degli asintomatici o sintomatici, di regolamentazioni rispetto al colore delle aree, sono tutti temi tecnici. Ultimo aspetto, ci andremo martedì, ultimo aspetto. Io voglio dire che questi temi li ho già trattati col Consiglio a dicembre, mi sono collegato col Consiglio, però ben venga, repetita iuant, no? L'ho detta bene? Ecco, basta. Chiuso. Altre domande? Però guardate, se c'è qualcuno che ancora non ha capito cosa è accaduto e come gestiamo la sanità in Veneto, ci andiamo, ci sarà presente il dottor Flor, ci sarà presente la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, ci saranno presenti anche altre sorprese, e così poi davanti a tecnici preparatissimi, chiunque abbia ancora qualche dubbio avrà modo di aver chiarezza. Ho sentito di qualcuno che dice che loro non vogliono i tecnici, vogliono il dibattito politico. Su fatti tecnici si dibatte con i tecnici, mi sembra chiaro che siano fatti tecnici. Lo ha persino riconosciuto Report, guardate voi. E comunque Presidente, solo per tutte le volte che la quinta commissione, che è la commissione Commissione Sanità, ha chiesto la presenza dell'assessore per l'azionare su
il piano di sanità pubblica sui vaccini, sugli screening, accompagnata dai tecnici che seguivano quel comparto. Siamo sempre andati, anche all'inizio, se vi ricordate, anche con i capigruppo, ho fatto degli incontri anche solo con i capigruppo, quindi abbiamo cercato giustamente di dare sempre le corrette informazioni. Sì, guardate, nel massimo rispetto di tutti, anche del più acerrimo nostro avversario, che ha diritto ad avere delle risposte a delle domande che fa, ma far passare l'idea o la strumentalizzazione, peggio ancora, che questi sono fatti politici, no, cari signori, non decido mica io che tamponi utilizzare o che come si può dire, o che schermate mettere a video per uno che fa il contact tracing, non so neanche da che parte si inizia, non compete a me, punto. Filippo, ancora? No, basta, come ancora? No, per carità, sto zitto. Scusa. No, mai zittiti i giornalisti. Guidone, Radio Wellness, grazie. Ha detto una, ne ha fatte due e basta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha detto che appunto conta sulla partenza delle vaccinazioni per gli over 50, sì, anzi per i cinquantenni, da metà maggio, no? Ecco, lei che aspettative ha di adesione, o meglio, qual è la percentuale al di sopra della quale sarà considerata di successo la vaccinazione di questa fascia di età, o al di sotto della quale sarà considerata invece un flop? Ma guardate, io penso che sia fondamentale che noi si resti sempre sopra quella che ipoteticamente è definita immunità di gregge, 65%, no? Sì, c'è 60-65%. C'è anche da dire che qui c'è una sorta di solidarietà mutualistica tra diverse classi di età, perché i sessantenni, se vogliono iniziare prima le vaccinazioni ai cinquantenni, forse questo concetto l'ho spiegato male, i sessantenni oggi hanno un potere in mano, quelli che hanno più di 60 anni, andare a vaccinarsi il prima possibile per fare in modo che scatti il via ai cinquantenni. I cinquantenni dovranno vaccinarsi il prima possibile, se vogliono vaccinarsi, in modo tale che i quarantenni possano entrare presto. Quindi faccio un po' un richiamo a questa sorta di mutualità sociale, no? Ecco, questa è una forma anche di altruismo, perché è inutile che io mi ritrovi un contingente di 100.000 sessantenni che sta lì fermi a aspettare, forse mi vaccino a settembre, forse a agosto, se vado in vacanza mi vaccino, perché mi tengono bloccati i cinquantenni. Perché io giustamente, se non arrivo al 70% o a punti alti, faccio fatica a partire con un'altra classe di età, ma anche per un fatto etico, no? E così vale per i cinquantenni sui quarantenni e i quarantenni sui trentenni. Quindi l'appello mio, agende aperte, prenotatevi nei primi 10 giorni di maggio, anzi da oggi, quindi nei primi 12 giorni, i prossimi 12 giorni. Potremmo anticipare ancora di più i cinquantenni. Ecco, una seconda domanda, se non sbaglio da metà maggio dovrebbero anche nei weekend riaprire i negozi che si trovano all'interno dei centri commerciali. Dovrebbe essere così, non sono informato. Dovrebbe essere così. Questa questione dei negozi all'interno dei centri commerciali è stata, è stata considerata una forma di discriminazione da parte dei mercatari, cioè dai venditori ambulanti, che hanno protestato, so che li ha anche incontrati. Volevo capire se da allora questa interlocuzione è andata avanti, che risultati ha prodotto. Dopo dà un aggiornamento l'assessore che vi parla anche delle linee guida, perché oggi sono state approvate in conferenza dei presidenti. C'ero anch'io, però è giusto, l'assessore le ha seguite, è giusto che ne parli lei. Cioè, sono importanti perché stiamo parlando di spiagge, stiamo parlando di attività, di arena, di un sacco di robe. Ovviamente devono essere approvate dal governo, ragazzi. Dopo le risposte. Ok, grazie. Prego. Giacomuzzo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Torno sul tema degli asintomatici che ha sollevato Report, perché ieri la dottoressa Russo ha spiegato di questa commissione interna e di come si è cercato di lavorare per mettere in chiaro e per dare tutti i dati più specifici possibili. Però ancora volevo chiedere se ci può spiegare meglio che spiegazione lei si dà della forbice tra il Veneto, che ha registrato un picco di asintomatici anche al 95%, contro la media nazionale del 60%. No, non lo so dire, cioè, dovete sentire la dottoressa Russo, era qua ieri, cioè, non mi occupo mica io di sta roba qui. Alla luce anche delle spiegazioni che ci aveva dato ieri, insomma, per avere un'idea più... Io le ho sentite come te. Va bene.
Altro? Sì, passo a domande che riguardano i vaccini. Sì. Come siamo per i domiciliari, quindi tra i 70 e i 79 a domicilio? Dovrebbero essere vaccinati da medici di base soprattutto o da USCA. A che punto siamo su questo? Stanno facendo un bel lavoro, per dire, cito Vicenza, la tua provincia, domani fanno 1800 vaccinazioni con i medici di base. Anche i medici di base giustamente le fanno in funzione dei vaccini che ci arrivano, la prossima settimana ce ne arrivano di più, potranno averne di più. Però ragazzi, vi ho detto 1.500.000 quello che è 49.000, cioè vuol dire che non siamo stati lì a girarci i pollici, guardate i dati nazionali sulla popolazione, noi siamo quasi un 14% della popolazione, oggi si calcola, vaccinabile. Il generale Figliuolo nei giorni scorsi, ospite in Friuli Venezia Giulia, aveva anticipato una sua idea che proporrà al Comitato Tecnico Scientifico, cioè quella di fare una sorta di libero a tutti del piano vaccinale dai 64 anni in poi. Avete avuto un Cosa vuol dire libero a tutti? Cioè lui aveva senza prenotazione dai 64 anni, cioè una volta fatto quella fascia lì, anche i trentenni possono prenotarsi, o i ventenni. Ma lui si è informato e ne abbiamo parlato, lui è stato sicuramente molto attento al progetto del Veneto dell'accesso diretto, sicuramente questo è stato, forse so che l'ho anche citato in giro, dopodiché ogni regione si gestisce come vuole. Io direi che l'ordine nel vaccinarsi con le classi di età è quello più vincente, a mio avviso, ma non come contrapposizione, perché i nostri sanitari ci dicono comunque che in questo momento, con questo virus, con queste mutazioni, il rischio è direttamente proporzionale all'età, quindi più anziano sei, più rischi. Quindi non capisco per quale motivo un ventenne abbia più titolo di vaccinarsi di un sessantenne o di un cinquantenne. Cioè voi vedete i dati, ve li ha portati il dottor Rosi l'altro giorno, abbiamo i cinquantenni in terapia intensiva, non abbiamo i ventenni. Cioè, secondo me dal punto di vista sanitario, per carità, se dopo c'è la comunità scientifica che dice che così va bene, noi ne prendiamo atto. Però l'impressione che a quel punto diventi una deregulation che crea anche conflitto, diciamo, sociale, nel senso che ci sarà dibattito sociale, mi metto nei panni di qualcuno che dice scusa, ho 30 anni di più e devo attendere senza togliere niente a nessuno. Banza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tornando al caso Report, ieri il dottor Flor nella sua conferenza stampa ha detto chi sbaglia paga. State valutando una querela per diffamazione o per altri reati nei confronti o della trasmissione o di altre persone, professionisti, dottor Crisanti, giornali? No, al momento assolutamente no, però c'è anche da dire una roba che l'ha detto il dottor Flor, dopo parlerete con lui, cioè non è ma il dottor Flor può fare causa da solo, lei invece rappresenta la regione, se la fa potrebbe farla come regione. Stai chiedendo se la regione... Sì. No, pensavo fosse ma il dottor Flor avrà modo se ma vuole... no, guardate, se male non fare, paura non avere, cioè ne abbiamo discusso un sacco di volte. Si è voluto creare il caso, è da mesi che si trascina, abbiamo il massimo rispetto per tutto quello che è accaduto. E ricordo che siamo la regione, anche questo è un dato che non si cita mai, siamo la regione che per mortalità tra le regioni più colpite è quella che ha il dato più basso, e a livello nazionale siamo l'8ª regione per mortalità Covid. Non è che qua stiamo... un morto è già una tragedia, che sia chiaro, però voglio anche ricordare che io capisco che fanno notizie i numeri di regioni grandi come le nostre, ma voglio ricordare che ci sono regioni che sono davanti a noi. E non sto incitando ad andare a vedere i dati delle altre 7 regioni davanti a noi, sto dicendo semplicemente che questo si omette sempre di dire, perché poi quando uno farà il bilancio del Covid dirà questo è quello che è accaduto. Quindi carte bollate no al momento, invece procedimenti disciplinari? No, ma guarda, noi non abbiamo affrontato con serenità questo, va bene. Ieri vi ho detto benvenga Report. E noi non abbiamo nulla da nascondere, cioè non è che abbiamo, avete capito, a volte ci sono quelle inchieste, cioè, tutte rognose di robe, cioè qua, guardate, la squadra del 21 febbraio è la squadra di dicembre, è la squadra della scorsa estate e la squadra di oggi, anzi si è implementata, non si è sguarnita.
abbiamo anticorpi, abbiamo vaccini, abbiamo comprato un sacco di attrezzature. Bene. E sempre per restare in quest'ambito, la Procura di Padova avrebbe aperto un'indagine, l'ha letto dai giornali questo? Ha notizie? Va bene. Cambiamo argomento allora. App, perché l'app Zero Code per le prenotazioni e non quella sui vaccini che già esiste? Ma per far tutto un assemblaggio, per questo, cioè ci dicono che converrebbe mettere tutto assieme, solo per quel motivo lì. E darete informazione quando bisognerà inserire, sì. No, oltre all'app, quando bisognerà inserire il numerino della... Sì, assolutamente sì. Della, come si chiama? Sì, perché carta? per dirti, se io dovessi prenotare devo andare in cerca della tessera sanitaria, non so anche dove sia. No, infatti questo è il punto, la tessera sanitaria. Ma infatti io sono contrario a sta roba. Non so chi ce l'abbia. Sono contrario a sta roba. Volevo capire se il numerino che c'è scritto dietro, quella duplice, quella blu, se è quello il numero. Sì, quello è il numero, quello tutto in eretto. Esatto. Avrebbe il vantaggio che ha anche il codice fiscale e la tessera sanitaria, però magari non tutti hanno la tessera sanitaria a disposizione e insomma, prenotate. Va bene. L'altra cosa, Presidente, c'è un dibattito che si trascina da qualche settimana. Prego? È un dibattito che si trascina da qualche settimana, noi daremo risposta corretta all'autorità per la privacy, però nel frattempo prenotate. Ok. Visto che procedete per età e le state aprendo prima del tempo, almeno per quanto riguarda i sessantenni e a breve anche i cinquantenni, e come già avevo avuto modo di verificare con l'assessore, quando si apre la classe 60-69, 70-79, domani sarà 50-59, non c'è una priorità anagrafica, il primo che si prenota. Per questo che direi... Paradossalmente potrebbero prenotarsi il primo giorno tutti i cinquantenni e un giorno, giusto? Bene. C'è una riserva in questi slot per gli accompagnatori? Non si può fare, perché noi ragioniamo cioè il sistema diventa una complicazione. Quindi quelli della legge 104, dei trapiantati, eccetera. Quelli ci sono, ma sulle classi di età ci incasina il sistema cominciare a dire che se ci sono 3 persone che stanno prenotando... No, questo l'ho capito, però mi scusi, se ci avete ripetuto la settimana, lunedì mi pare, o venerdì scorso, che gli accompagnatori, i caregiver, i conviventi familiari vanno per età, giusto? Sì. Se vanno per età vanno nella classe di età assieme a tutti gli altri? No, agganciati, vanno nella classe di età, ma se si sono prenotati come accompagnatore vanno agganciati, se sono nella fascia d'età prevista. Per capire, l'accompagnatore di 60 anni oggi è vaccinabile assieme al suo accompagnato. Sì. Ma se ne ha 30 no? No. Bene. Quindi quando si aprirà la sua fascia sarà uguale a tutti gli altri. A meno che non arrivi una vagonata di vaccini che ci permetta di andare a gradire quella fascia di età. Va bene, grazie. Però ripeto, so che l'ho detto già 3 volte, appello a chi ancora vuole vaccinarsi a più di 60 anni di farlo in questi 10 giorni. Questo ci permetterebbe di fare un po' di pulizia e cominciare con un'altra fascia di età. Adesso dipende da voi e dai cittadini. Bonet. Allora, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Torno sul tema dell'inchiesta della Procura. Volevo capire questo. Voi siete stati contattati dalla Procura, lei direttamente, qualcuno dei suoi collaboratori? Nessuno di voi è stato ascoltato in Procura rispetto a questa inchiesta? Quale Procura? Padova. No. Nessuno. E siccome loro si stanno concentrando, diciamo così, su questo, il tema è sempre quello della presunta inaffidabilità dei test rapidi. Da quello che abbiamo capito noi, questa inchiesta potrebbe avere 2 direttrici. Una direttrice è rivolta all'azienda produttrice che avrebbe messo in commercio dei test vantando, diciamo così, un'affidabilità che poi non è stata riscontrata nei fatti. C'è anche un altro aspetto che a me pare molto più rilevante per il decisore politico, cioè il fatto che la Procura potrebbe dire, alla luce di studi come quello del professor Crisanti, che nonostante la politica fosse stata avvisata del fatto che questi test non funzionavano come dovevano funzionare, ciò non di meno si sono continuati ad usare anche in contesti sensibili come le case di riposo. E con questo ovviamente il ragionamento conseguenziale è quindi addossando al decisore politico una responsabilità rispetto poi a quello che è successo nelle case di riposo. Rispetto a questa vicenda, qual è la sua idea, visto che è lei, diciamo così, questa immagino sia un'informazione che voi avete o una deduzione che tu fai? No, è una deduzione, cioè è nel senso che ho capito che la deduzione, viste le carte, la dovreste aver fatta diversa, perché le carte vedono comunicazioni tra dirigenti, punto.
Dopo, quanto alla validità del test o meno, io non ci entro perché non compete a me sta roba, cioè non è che sto io qui a dire se funziona il test o no. Penso che ieri il dottor Flor sia stato chiaro rispetto agli studi. Sì, no, ok, ma lei ritiene che in qualche modo la Regione, che nei mesi scorsi ha avuto interlocuzione con il Ministero della Sanità, lo Spallanzani, l'Istituto Superiore di Sanità, cioè questo tema dei test rapidi mi pare che è stato abbondantemente sviscerato. Questo ritiene guardate, stiamo parlando di test che sono utilizzati non in tutta Italia, in tutto il mondo, e quindi che il Ministero ha dato i medici di base per fare lo screening con i propri pazienti, e non mi risulta che il Ministero abbia detto che si fa dai 20-30 anni solo di età l'utilizzo del tampone rapido, che viene utilizzato, è stato utilizzato negli aeroporti per far fronte e fare muro a tutte le ondate di virus che entrava dall'estero. Dopodiché, se c'è qualcuno che riesce a dimostrare che il test, mi sembra Abbott si chiama, sì. Il test Abbott non funziona, lo dirà in maniera ufficiale, scritto proprio bene, non funziona, e la procura a quel punto dirà bene, siccome l'aveva scritto in maniera ufficiale, vorrà dire che qua qualcuno deve pagare il conto del fatto che non funziona. Se noi, guardate, non è che decidiamo dove usare i test e come farli, E dopodiché, guardate, noi siamo sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma ci mancherebbe. Marco, ok. Anzi, lo siamo anche sempre stati. No, certo. È che evidentemente adesso questa inchiesta della Procura rischia, questa è una mia ovviamente opinione, di spostare un po' il target dal tema strettamente tecnico-sanitario più in generale a un tema di strategia di sanità pubblica, perché... Guardate, cosa volete che vi dica? Cioè, noi abbiamo fatto il nostro dovere. Se qualcuno ha come ipotesi che non abbiamo fatto il nostro dovere, siamo qui a rispondere. Ma figuriamoci. Però che veniamo chiamati a rispondere su scelte che non facciamo noi, su robe che non ci competono, insomma, ne discuteremo. Antonella Prigioni. Prego. Buongiorno Presidente, Buongiorno. quanto il target 50-59 rappresenta la fascia più popolosa del Veneto in età produttiva, e quanto è importante appunto anticipare la vaccinazione di questa fascia di persone, che se non sbaglio è quasi 1 milione di persone? Ma sentite, sapete, quando noi abbiamo fatto gli ultra sessantenni si apre un altro fronte importante che oggi non ho citato, che è quello delle aziende. Quindi potremmo a quel punto anche in maniera importante cominciare a coinvolgere le aziende, perché abbiamo un target 50-65 anni, ma i 5 anni dei sessantenni li abbiamo già fatti in teoria, 50-59, che è tutta età lavorativa. La stragrande maggioranza è in età lavorativa, che possiamo intercettare dentro nelle aziende. A quel punto potrebbe prestarsi l'idea, che sicuramente facciamo, di fare un mix di età, ma perché entri in un'azienda, se ha 100 dipendenti, a quel punto sì, si può fare vuoto per pieno, ma direi nelle nostre prenotazioni no. Dopodiché vedremo quale sarà l'evoluzione anche del parere del Comitato Tecnico Scientifico, per carità. Quindi si apre questo scenario importante, quello delle aziende che, avendo vaccini, ci darebbero un ulteriore impulso in più, oltre a farmacia, altro oggi ve ne parlerà l'assessore. Prego. Vi ringrazio. Altre domande? No. Bene. Lascio il posto al dottor Flor, che così magari per contiguità dà risposta a eventuali domande che ci sono. Buon lavoro, grazie. Scusate, ma prego, dottor Flor. Arrivederci, buon lavoro. Domande per il dottor Flor? Prego. Dottor Flor, buongiorno. Starei sempre su questo tema dell'inchiesta con una domanda non dissimile da quella che ho fatto al Presidente. Cioè, intanto volevo capire se lei sapeva di questa inchiesta e se è mai stato coinvolto nelle indagini. Nell'inchiesta, se è mai stato sentito dalla Procura a riguardo. Non sapevo e non sono coinvolto. Non sapevo? No, non so, non sapevo, non so e non sono coinvolto.
Ok. Altre domande? Sì, un'altra domanda. Rispetto, allora chiaramente cioè, la questione di Abbott riguarda Abbott, cioè l'azienda produttrice, e se la Procura riterrà che l'azienda debba spiegare il tema dell'affidabilità dei test, questa cosa riguarderà Abbott. Quello che chiedo a lei è: voi vi sentite, la stessa domanda che ho fatto al Presidente sostanzialmente, cioè voi vi sentite tranquilli rispetto al fatto che avete scelto di utilizzare quei test rapidi nonostante i dubbi che c'erano attorno all'uso di questi test anche in ambienti ritenuti sensibili come gli ospedali e le case di riposo? Cioè, alla luce dell'inchiesta della Procura, voi vi sentite blindati? Ma guarda, l'inchiesta della Procura non so nulla. Del resto non vedo di cos'è che dovrei preoccuparmi. Questi sono i test che sono stati distribuiti anche dal governo, sono stati dati ai medici di medicina generale. In quel momento era l'unica alternativa al test molecolare. Ragazzi, se il test molecolare non siamo in grado di farlo perché ci sono oggettivi limiti al numero di test molecolari che si possono fare, e il limite oggettivo era la disponibilità di reagenti, la disponibilità di macchine. Siamo arrivati perché poi i tamponi li facevamo ma non riusciamo a refertarli. Ti ricordo che se un tampone non lo referti entro 36-48 ore, mi chiedo che cosa lo fai a fare. Quindi a fronte la situazione è questa, per me, ma come abbiamo sempre detto, i test rapidi sono stati un di più rispetto al molecolare che non abbiamo mai smesso di fare. Va bene, grazie. Altre domande al dottor Flor Tosato. Direttore, buongiorno. Ieri lei ha dichiarato che d'ora in poi chi sbaglia paga. No, veramente non è d'ora in poi. Questa cosa credo sia nata prima di me. Diciamo che l'ha fatta sua. Ci vuole chiarire, perché detto così suona un po' vago, insomma. No, non suona vago. Suona vago per niente. Se io dico siamo in una situazione dove è evidente quello che è accaduto, ricordo che in Italia c'è un codice di comportamento del pubblico dipendente che non prevede né esoneri né condizioni di esonero. Può essere un po' più, perché non è che tutti, critico, non è che tutti sembra Ungaretti. Non tutti dominiamo i contenuti del codice di comportamento. I dipendenti in Italia devono rispettare un codice di comportamento. Si verifica se il codice di comportamento, che non è regionale o aziendale ma è nazionale, è stato rispettato, punto. Mi scusi, confronti di chi volete? Proviamo a uscire, anzi provo io, se mi permette, a uscire dal vago, così la gente capisce, altrimenti diventa un dialogo. Allora, io ritengo di aver rispettato il codice di comportamento del pubblico dipendente. Ritengo di averlo rispettato in toto e lo conosco anche bene. Ma ha il dubbio che altri non l'abbiano rispettato? Questo lo verificherà chi deve verificarlo e non sono io. I suoi... Io faccio il direttore della sanità regionale, non faccio il giudice e non faccio provvedimenti che non mi spettano. Io chiedo che venga verificato il rispetto di un codice che è obbligatorio rispettare in Italia. I suoi attuali rapporti con il professor Crisanti? Non lo sento da un po' di tempo. La ringrazio. Altre domande? Se no passiamo all'assessore. Danzani. Scusi, dottor Flor, buongiorno.
Quando dice chiedo di far rispettare il codice, vuol dire che lo chiede a chi, visto che non lo può far lei? No, chiedo che venga fatta una verifica. Ok, quindi lei chiede agli enti preposti, cioè la Regione, che facciano una verifica nei confronti di chi potrebbe non avere rispettato il codice. Ente di appartenenza ai datori di lavoro. Prego? Ente di appartenenza ai datori di lavoro. Ok. Vabbè, la Regione, o l'Università, o l'ULS, giusto? Sono enti autonomi. Ok. Altre domande? Passiamo all'assessore. Grazie. Prego, assessore. Allora, diamo un po' di informazioni rispetto dei provvedimenti che sono stati portati e approvati ieri in giunta, nella sede della giunta, no? In fase di appunto giunta che come ogni martedì insomma viene fatta. Lunedì c'è stato l'incontro con le farmacie, quindi ieri è stata portata la delibera di recepimento dell'accordo finale per quanto riguarda l'effettuazione delle vaccinazioni all'interno delle farmacie. L'accordo prevede che chiaramente le farmacie possono su base volontaria prevedere la vaccinazione all'interno dei propri ambienti. Sappiamo che devono avere delle caratteristiche ben definite, insomma separati e quant'altro. Sappiamo che la vaccinazione la possono fare i farmacisti previo il corso con l'Istituto Superiore di Sanità, chiaramente a distanza, che quasi la maggior parte hanno già fatto, e un tutoraggio che viene fatto all'interno dei centri vaccinali della Regione del Veneto. La prevenzione proprio oggi ha scritto alle aziende di predisporre questo corso le settimane prossime, in modo che ci sia anche la chiusura, insomma, per quanto riguarda la formazione e l'effettuazione dei vaccini. Abbiamo concordato con loro anche per quanto riguarda la parte economica. Sapete che a livello nazionale c'è un accordo nazionale che prevede 6,16 euro per inoculazione. Noi avevamo già un accordo con le farmacie per quanto riguarda la prenotazione, che era di 2,10 euro tra le farmacie rurali e le farmacie, insomma, diciamo quelle principali. Abbiamo chiuso un accordo proprio con loro che prevede un compenso di 10,50 euro per la vaccinazione all'interno delle farmacie, quindi per l'inoculazione, che comprende tutto, prenotazione e tutto il resto, quindi 10,50 euro e 200 euro come un, diciamo così, un compenso forfettario che si prevede all'inizio, dopo che sono stati fatti circa 200 vaccini, che sono un po' le spese per DPI, per attrezzature varie, eccetera. Quindi una tantum forfettaria di 200 euro a farmacia, però il compenso è 10,50 euro. Abbiamo con loro, insomma, ipotizzato che potrebbero essere circa il 60% delle farmacie che aderiscono, quindi su 1400 circa, insomma 700, 750, insomma ecco, una cifra di questo tipo. E quindi facendo un conto approssimativo, sono sempre conti approssimativi che noi facciamo rispetto a quante farmacie potrebbero aderire, le risorse che noi riusciamo a mettere su questo capitolo, che arrivano dai finanziamenti che ci arrivano a livello nazionale dalla farmacia dei servizi, che sono per il Veneto circa 4 milioni, si prevede, insomma, che possano effettuare all'incirca, quindi insomma ipoteticamente, sui 380.000, insomma 400.000 vaccini all'interno delle farmacie. Loro prevedono che le farmacie più piccole possono fare circa 50 vaccini a settimana, quelle più grandi un centinaio. Sono cifre che ci hanno dato loro, insomma, in base a un'interlocuzione che c'è stata tra loro, più o meno. Quindi questi sono un po' i contenuti per quanto riguarda la vaccinazione. Scusi l'interruzione, che si erano date alle farmacie? No, allora su questo chiaramente non abbiamo ancora discusso, perché dipende dai quantitativi che arrivano e il target di popolazione, insomma, che rimane da vaccinare o che sarà, tra virgolette, insomma, affidato a loro.
con sempre il problema su Johnson & Johnson, AstraZeneca, che comunque vengono oggi, anche se mi pare che c'è una discussione in atto su questo, insomma, anche a livello nazionale con AIFA, rispetto ad abbassare o comunque target di età, eccetera, però aspettiamo e vediamo, insomma, su questo. Quindi non ne abbiamo discusso e quindi vedremo un attimo sul proseguo. Comunque noi abbiamo preparato e quindi completiamo con il tutoraggio che può iniziare già dalle settimane prossime dentro i centri vaccinali, insomma tutta la filiera, in modo da poi da essere pronti a entrare in campo. Nello stesso provvedimento abbiamo anche modificato l'accordo precedente sui tamponi. Vi ricordate che le farmacie possono eseguire i tamponi a 26 euro, cioè il costo è il 26 euro stabilito dalla Regione Veneto. Siccome c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha previsto che anche i farmacisti possono fare il tampone e quindi non hanno bisogno del personale sanitario come invece da primo accordo, abbiamo modificato quell'accordo e portato la cifra per l'esecuzione del tampone da 26 a 22 euro. Vuol dire che il tampone in farmacia costerà 22 euro rispetto ai 26 che costava fino a oggi, insomma. Perché con questa sentenza del Consiglio di Stato, sentenza mi sembra dell'Emilia Romagna, possono fare loro direttamente anche i tamponi e quindi senza le spese che prima erano previste per quanto riguarda il personale sanitario. Questo è un po', insomma, i contenuti per quanto riguarda l'accordo. È chiaro che noi abbiamo preparato tutto il terreno con loro anche, quindi questo credo che rappresenti anche un inizio rispetto alla famosa farmacia dei servizi. Già loro, sapete, sono attivi in alcuni screening e quant'altro, insomma, e quindi effettivamente diventa molto importante, anche un test di prova per loro, ma come per noi, insomma, per le istituzioni. Vi do il dato anche rispetto all'ultimo dato, quanti medici di medicina generale oggi stanno facendo i vaccini, sono 2139, quindi insomma il numero è molto aumentato, 2139 sui 3009 che sono, quindi insomma siamo a un buon numero, e finora hanno effettuato 66.461 vaccini. Accanto a questa delibera, ieri abbiamo approvato anche un'altra delibera, credo molto importante, è uscito penso poco fa il comunicato, di un percorso per i pazienti post-Covid riabilitativo, perché sappiamo che le conseguenze di chi ha avuto il Covid sono conseguenze che poi si trascinano per molto tempo, affaticamento, cefalea, problemi respiratori, problemi dell'attenzione, insomma, e quindi abbiamo creato questo percorso che stiamo costruendo con dei pacchetti specifici, coinvolgendo anche tutto il settore termale, che quindi è anche un messaggio importante che vogliamo dare a un settore che sicuramente, insomma, ha sofferto e sta soffrendo molto durante tutto questo lockdown, proprio nella fase riabilitativa, con anche l'ausilio appunto della telemedicina, della teleriabilitazione, insomma un progetto molto, molto articolato, ma credo insomma anche molto innovativo. Poi ci saranno occasioni anche per entrare un po' più nello specifico. Ultima cosa che vi dico invece rispetto alla conferenza delle regioni che è finita prima e quindi che si è tenuta questa mattina, dove abbiamo ridiscusso e ripresentato le linee guida di riapertura e abbiamo aggiornato aggiungendo delle linee guida che mancavano, penso quelle ai parchi tematici, penso quelle ai centri culturali ricreativi, ai centri benessere, insomma, quindi abbiamo allargato quelle che erano già state approvate, ristorazioni, cinema, teatri, eccetera, quindi in sempre un'ottica unica di pacchetto complessivo che poi la conferenza trasmetterà al Ministero e al Governo per renderle applicabili. Si è anche discusso e si chiederà, insomma lo farà il Presidente Fedriga, anche in previsione del decreto che ci sarà o comunque di aggiornamento, sono dati insomma degli input su alcune questioni. Allora, una è quella di anticipare la tempistica prevista per i parchi a tema, parchi tematici, parchi giochi, insomma, che è prevista per il 1° di luglio, di anticiparla
il prima possibile, quindi rispetto alle altre scadenze che ci sono, perché si ritiene che sia un po' troppo in là, insomma, visto che le piscine vengono riaperte all'esterno il 15 di giugno, il 15 di maggio e tutto il resto, insomma, si ritiene, insomma, che si possa anche anticipare, quindi la richiesta di anticipazione. Poi c'è la partita legata ai grandi eventi e quindi alla deroga rispetto ai 1000 posti all'esterno. Non so, faccio l'esempio Arena di Verona per capirci, che sapete che oggi in base al decreto è previsto che sia la conferenza delle regioni di volta in volta esprimersi sulla singola logistica, il singolo evento. Si è chiesto, insomma, di ritornare a quella che era la procedura prima, che era la singola regione con i protocolli, con le prevenzioni, insomma, che andava in deroga eventualmente a questi posti, invece di demandare la commissione alla conferenza delle regioni, perché diventa, insomma, una procedura un po' più complessa e articolata. Queste mi sembrano che siano le due cose che sono state poi discusse e che saranno oggetto di una lettera che il Presidente Fedriga invierà al Governo. Domande? Lanzan. Solo una specificazione, quindi la richiesta con queste modifiche Fedriga la presenterà al Governo. È chiaro che se il governo non approva non si fa niente. È la proposta che le regioni, insomma, hanno discusso, chiedendo anche tra le varie, insomma, appunto, l'anticipo di alcune date e anche per quanto riguarda quello degli spettacoli, non il passaggio come è previsto nel decreto in conferenza delle regioni, ma che ogni singola regione, come era precedentemente per la stagione precedente, insomma. Altre domande? Possiamo chiudere qua. Grazie, a domani. La conferenza stampa di oggi, mercoledì 28 aprile, della Regione del Veneto, tanti gli spunti oggi di cronaca e di attualità. Cominciamo dal più delicato e incandescente che è esploso dopo l'inchiesta giornalistica della trasmissione televisiva Report. Tutto ruota attorno all'efficacia dei test rapidi somministrati nella seconda fase della pandemia, per cui questa è la notizia di giornata. È stata avviata anche un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Padova. La notizia è confermata, al momento non si conoscono dettagli. Lo stesso Zaia, ma anche il direttore Flor hanno detto di non sapere nulla di questa indagine, di non essere stati avvisati. Di fatto però parliamo di un fronte molto caldo che di ora in ora si sta arricchendo di dettagli. Zaia però si è detto pronto anche a riferire, come richiesto dalle opposizioni in Consiglio regionale. Zaia, che ha difeso l'operato del direttore Flor. Nessuno, ha detto il governatore del Veneto, ha mai tolto la fiducia a Flor. Mi pare che ieri, più che chiarire, lui abbia spiegato. Il riferimento va alla conferenza stampa che ieri alle 4 del pomeriggio Flor ha indetto presso la sede dell'azienda ospedaliera di Azienda Zero, scusate, a Padova. Il dottor Flor, prosegue Zaia, ha la documentazione in mano e sa che interlocuzioni ha avuto. Penso che gli debba riconoscere rettitudine, però da qui al fatto che passi l'idea che la gente muore e noi ce ne strafreghiamo di tutto, questo no, così ha detto Zaia ai giornalisti. Poi Flor a sua volta ha detto di aver operato sempre
sempre ha utilizzato questo termine in linea con quelli che sono i codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. Staremo a vedere quindi l'evoluzione di questa particolare situazione che ovviamente è esplosa soprattutto dopo l'inchiesta giornalistica di Report. C'è poi il tema delle vaccinazioni, ci sono diverse notizie positive su questo fronte perché c'è un'ulteriore accelerazione. Questa mattina ha sempre riferito il governatore del Veneto, abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 19 di maggio, abbiamo almeno 72.000 posti per gli over 60 per chi volesse vaccinarsi. Da qui l'appello agli over 60 proprio perché si prenotino attraverso il portale della Regione, perché dal 3 maggio, quindi da lunedì prossimo, avremo una fornitura straordinaria di 300.000 vaccini, una settimana per l'appunto straordinaria, perché poi ritorneremo a 200.000 dosi a settimana. Di questo passo, ha detto Zaia, si potrebbe riuscire ad aggredire i quarantenni entro l'estate. Quindi da questo punto di vista le vaccinazioni stanno andando avanti e la macchina sanitaria sta premendo sull'acceleratore. Tra l'altro, notizia confermata poco fa dall'assessore Lanzarin, è l'ok della Regione del Veneto al protocollo per le vaccinazioni in farmacia, dove si potranno inoculare 381.000 dosi. Anche questa è una buona notizia di giornata, con l'assessore Lanzarin che ha poi riportato lo stato dell'arte del dibattito che sta maturando all'interno della conferenza delle regioni sul nodo delle riaperture. Restano ovviamente aperti molti tavoli e molte questioni. Su tutte la richiesta, che non è indifferente per il Veneto, di anticipare la riapertura dei parchi tematici, dei parchi acquatici, dei parchi di divertimento. Sappiamo quanto questo comparto sia importante, per esempio per la provincia di Verona e per il lago di Garda. Rimanendo nel veronese, c'è poi la questione caldissima dell'Arena di Verona e quindi della gestione dei grandi eventi e delle deroghe agli spettatori. Quindi lo avete capito, insomma, tantissimi gli spunti oggi dalla conferenza stampa di Marghera. Prima però di lasciarci, c'è un altro importante aggiornamento che vi voglio dare e che ci porta di fatto al passato, ma un passato che brucia ancora. Parliamo di terrorismo. Come sapete c'è stata questa grande operazione in Francia, 7 ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati oltre Alpe su richiesta dell'Italia. Si sblocca una situazione che va avanti ovviamente da decenni. 7 sono stati arrestati, 3 però sono in fuga. Si tratta di Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. Luigi Bergamin è il terrorista accusato della mattanza di Santa Maria di Sala. Possiamo vedere anche l'immagine del figlio di Lino Sabadin, il figlio Adriano. Lino Sabadin è il macellaio ucciso nel 1979 dai PAC a Santa Maria di Sala. Il figlio dice: gli arresti di questi ex brigatisti in Francia non solo sono una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro paese. Però Sabadin ovviamente aspetta una giustizia piena. Poi appunto va sottolineato che l'uccisore, il presunto, l'assassino anzi del padre Bergamin è attualmente in fuga. Questa quindi
la situazione, tutti gli aggiornamenti ritornano alle 18:30 con i telegiornali regionali, ma rimanete con noi perché dopo la pubblicità e il meteo ci sarà un importante confronto. Parleremo di ammortizzatori sociali nel mondo dell'artigianato con due ospiti della CGIL, Nicola Atalmi e Claudia Gava. Le telefonate sono aperte, quindi se avete dei dubbi anche sull'erogazione stessa degli ammortizzatori sociali, ovviamente siamo a vostra completa disposizione. Adesso c'è il meteo, poi la pubblicità, poi ci ritroviamo qui con l'approfondimento. A dopo. Serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Mercoledì 28 aprile l'instabilità si attenuerà temporaneamente al nord-est, in attesa però di nuove piogge a partire da giovedì. Diamo allora uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto contesto variabile, il cielo si presenterà come vediamo molto nuvoloso. Solo sui monti al mattino sarà possibile qualche locale schiarita. Precipitazioni generalmente assenti, salvo per possibili locali fenomeni, specie nel pomeriggio, a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente non si escludono ancora degli acquazzoni, sarà via via più asciutto con il passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Ampi spazi di sereno in mattinata, poi più nubi ma tendenzialmente senza piogge. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Di nuovo in studio, di nuovo insieme, ben ritrovati per l'approfondimento di Straordinaria A3. Oggi dedicato ai lavoratori del mondo dell'artigianato colpiti duramente negli ultimi mesi, nell'ultimo anno dalla pandemia. Faremo il punto di una situazione che continua a essere in evoluzione con Nicola Atalmi, segretario generale di SLC Treviso, buongiorno Atalmi, e con Claudia Gava, RSBA CGIL Treviso, rappresentante sindacale del bacino artigianale. Ho detto bene, Gava? Sì, esattamente, del bacino artigianato. Ecco, bacino che è un bacino estremamente variegato. Di quali lavoratori e di quali comparti stiamo parlando, Atalmi? Allora, l'artigianato è notoriamente un settore molto importante del nostro territorio perché sappiamo che il nostro sistema economico è basato in gran parte sulla piccola impresa, insomma, ecco. E pensate che il nostro settore artigianale va dal settore metalmeccanico fino a quello tessile, ci sono le parrucchiere, c'è un settore di artigianato nei trasporti, è un settore molto vasto. Ed è un settore che sappiamo è stato il primo, diciamo così, un po' a subire il Covid, a subire i rallentamenti produttivi del Covid, però è anche un settore che ha continuato molto spesso a lavorare, che ha cercato di tenere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori del settore artigianale rispetto al Covid e che è stato anche il primo a cercare di ripartire. E l'artigianato, sappiamo, è un settore dove ci sono tutele e regole un pochino diverse, c'è un sistema di bilateralità, cioè un ente che si chiama
EBAV, che unisce i lavoratori dell'artigianato e gli imprenditori, le associazioni dei sindacati, le associazioni degli imprenditori, li unisce assieme e cerca di offrire una serie di servizi e tutele molto importanti, qualche volta perfino più migliori perfino di quelli della grande azienda. È un settore che ha subito la crisi, chiaramente, però è un settore che ha tentato in tutti i casi di affrontare la crisi e continuare a produrre anche durante il periodo più duro del lockdown. Io ricordo sempre che nel periodo più duro del lockdown di più di un anno fa, comunque le aziende manifatturiere al 55% in provincia di Treviso hanno continuato a lavorare. Adesso lo stanno facendo, ci sono dei protocolli di sicurezza e di igiene che garantiscono la possibilità di continuare a lavorare in sicurezza. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, purtroppo ci sono stati ovviamente anche persone che hanno preso il Covid sul posto di lavoro, però è più che altro un fenomeno che ha riguardato i lavoratori del settore socio-assistenziale, cioè badanti, lavoratrici e lavoratori delle case di riposo, del settore sanitario, perché è stato ovviamente più esposto. Però in ogni caso anche nei confronti di tutti i lavoratori che avessero comunque preso il Covid sul posto di lavoro, noi ricordiamo sempre che in quel caso si tratta di un infortunio sul lavoro e quindi ha diritto anche ad un indennizzo da parte dell'INAIL, e quindi è importante anche dare l'informazione a tutte le lavoratrici e lavoratori che avessero preso il Covid sul lavoro che vi è la possibilità di rivolgersi al nostro patronato, perché possono essere tutelati anche in questo caso. Ecco, questo è molto importante e significativo ribadirlo. Ci sono tante richieste in tal senso, Gava? Sì, ci sono parecchie richieste, soprattutto ultimamente stanno arrivando molti lavoratori che vengono per fare la domanda, diciamo, di sussidio e che viene riconosciuta per l'anno 2020 e scade in questi giorni, ma che viene riconosciuta anche per l'anno 2021. E qui, parlando con noi, molto spesso ci dicono abbiamo avuto il contagio probabilmente nel luogo di lavoro e quindi verifichiamo se l'azienda ha fatto comunque la denuncia all'INAIL e li indirizziamo direttamente al patronato per poter comunque dargli una mano nell'estensione delle pratiche. È evidente che i lavoratori stanno arrivando da noi in questo momento proprio perché sono state fatte le domande al Fondo di solidarietà del bacino dell'artigianato, quindi quella che volgarmente chiamiamo cassa integrazione. In alcuni casi i lavoratori non sono mai arrivati ai nostri sportelli. Questa, diciamo, è l'occasione anche per dare maggiori informazioni loro e per poterli comunque aiutare rispetto a quelle che sono, diciamo, le pratiche che veniamo ad avere in questo periodo. Che vi ricordo, per l'anno 2020 le domande che possiamo fare scadevano il 31 di marzo, invece sono state prorogate fino al 30 di aprile, quindi abbiamo una mole di lavoro molto intensa in questo periodo proprio per poter venire incontro a tutte le richieste di questi lavoratori. Il tema immagino sia già molto sentito perché abbiamo le prime telefonate. Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Allora, io volevo semplicemente fare una domanda. Posso chiederle solo il nome e da dove chiama? Sì. Tolotta Antonella e chiamo da Ferro di Solido. Prego, però la Antonella. domanda la faccio da parte di mio figlio. Prego. Che non ha un secondo di tempo. Allora, in pratica gli è arrivato un messaggio nel telefonino da parte degli artigiani che gli richiedono un 7,30 perché l'altro anno ha fatto 3 giorni di cassa integrazione. Cioè, lui è dipendente a tempo indeterminato in un'officina meccanica. Io non vedo come faccia lui a fare un 7,30, visto che è dipendente e non è lavoratore autonomo. A me sembra una bufala, voglio dire. Atalmi, cos'è successo? Vedo che scuoteva la testa. Allora, ovviamente ogni persona che ha avuto nel corso di un anno più di un PUD, cioè più di un reddito,
e nel caso anche solo purtroppo di 3 giorni nel corso del 2020 di cassa integrazione è un ulteriore reddito, noi sappiamo che tutte le persone che hanno più di un reddito oltre a quello del lavoro dipendente sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi. Il problema in realtà è perfino un po' più grave, perché solitamente quando una persona fa cassa integrazione può avere un ammortizzatore sociale, come nel caso dell'FSDA, di solito riceveva a casa il CU, cioè che è la certificazione unica dei redditi, e quindi andava al patronato, al CAF, faceva la dichiarazione dei redditi, che è molto semplificata, poteva avere anche altre spese, ad esempio da mettere in detrazione, e con quel CU riusciva a fare le dichiarazioni dei redditi. Qual è il problema? Che quest'anno, e ringraziamo Antena 3 perché è proprio l'occasione per dare questa informazione, perché sta facendo impazzire un po' tutti. Cosa è successo? Che siccome sostanzialmente la cassa integrazione dei lavoratori dell'artigianato l'ha pagato l'FSDA e non l'INPS, l'FSDA è un soggetto privato perché è un ente bilaterale e non ha inviato nelle case dei lavoratori questa certificazione unica. Quindi il lavoratore deve scaricarsi il CU da un portale che gli è stato linkato al figlio della signora sull'SMS che è arrivato. In alternativa può farsi dare questo CU dall'ufficio paghe del suo datore di lavoro, o in ultima istanza, se non riesce nemmeno a fare questo, i nostri centri di assistenza fiscale, i nostri CAF, nel momento in cui farà dichiarazione di redditi, potranno scaricargli questa CU e mettergliela nella dichiarazione di redditi. È sempre così, cioè nel senso, un lavoratore dipendente che abbia spese ulteriori da detrarre o che abbia un reddito diverso da quello solito è tenuto a fare la dichiarazione di redditi, e penso che gli convenga anche dal punto di vista fiscale. Grazie a Talmi. Signor Antonella, è chiaro quindi, e vengo da lei, Gava, per capire, il termine è stato introdotto da Talmi. Che cos'è il fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato di cui stiamo parlando? Allora, nello specifico è un fondo nazionale che di fatto va a inserirsi nel momento in cui un lavoratore si trova nella cosiddetta situazione di cassa integrazione. Normalmente noi sappiamo che la cassa integrazione, per come la conosciamo, viene riservata a quelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. Qui parliamo del settore artigianato, per cui i dipendenti mediamente nelle aziende possono essere 1, 2, 5, 10 anche in alcuni casi. Quindi non avendo normalmente di legge il riconoscimento di della cassa integrazione come hanno le grandi aziende, è stato costituito questo fondo che permette di subentrare e di fare avere ai lavoratori una cifra pari circa l'80% di quello che era il loro stipendio nel momento in cui rimangono a casa. Stiamo parlando di una situazione, per quanto riguarda l'anno 20 e l'anno 2021, straordinaria, perché normalmente esiste nel fondo dell'artigianato questo riconoscimento di FSOBA ordinaria, che però copre normalmente, quindi c'era già anche prima dell'evento del Covid, ma copre normalmente su un biennio circa 90 giornate, mentre quella che stiamo utilizzando, che hanno utilizzato i lavoratori in questo periodo, è legata anche ai decreti che ha fatto il governo, quindi è stata estesa per settimane abbastanza ampie. Vi ricordo che per l'anno 2021 la FSBA straordinario per Covid copriva le prime 12 settimane da gennaio a marzo, e sono state aggiunte le 28 settimane aggiuntive del decreto sostegni, quindi andranno a coprire
40 settimane in totale dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi c'è un ampio margine di tranquillità, diciamo. Un ampio margine. Ovviamente è una questione legata a un evento straordinario, quindi è collegato anche a quelli che sono i decreti che fa il governo. Di fatto questo ci permette di tamponare la situazione. Poi vi ricordo, probabilmente ne parlerà anche Attalmi dopo, c'è anche la questione del divieto dei licenziamenti. E su questo magari torniamo proprio fra poco, perché ho una telefonata in linea. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, con chi parlo e da dove chiama? Da me, da Marcon. Volevo chiedere una cosa che non so con reddito di cittadinanza. Io ho visto del reddito di cittadinanza che la maggior parte sono stranieri e ho visto anche che si vanno a fare le spese, però non comprano cose da mangiare, si comprano una TV, si comprano le biciclette, si comprano tutto quello che non c'entra niente col mangiare. Volevo capire se il reddito di cittadinanza devono comprare roba da mangiare o possono comprare tutto quello che vogliono. Stiamo andando un po' fuori tema, ma ecco... lo so. Sì, magari ecco, ne parliamo, dobbiamo rimanere un po' sul pezzo. Comunque chiederei un commento breve su questo ad Attalmi. Il reddito di cittadinanza comunque è una misura che è stata confermata. Le chiedo, dalla pratica, da quello che vedete ogni giorno come sindacati, è utile, efficace? No, guardate, noi non avevamo una particolare passione per il reddito di cittadinanza. Certo, serve e serviva e serve ancora una misura per il contrasto alla povertà, ed è il reddito di emergenza, c'era già. Il reddito di cittadinanza è quell'idea secondo la quale una persona ha diritto ad avere comunque uno stipendio anche senza lavorare, perché questo permetterebbe di muovere l'economia. Ecco, a me non sembra che abbia funzionato. Un conto è, contrastare la povertà, e questo è senz'altro cosa buona e giusta, ma riteniamo che sia più utile aiutare le persone ad avere la propria autonomia attraverso un rapporto di lavoro rispetto al reddito di cittadinanza, che peraltro non è così facile da ottenere, e solitamente una persona che ha reddito di cittadinanza non credo che possa scialacquare i soldi in cose non indispensabili, perché stiamo parlando di persone che non hanno nessun altro reddito se non appunto il reddito di cittadinanza. Ecco. Però noi crediamo che quella misura non abbia funzionato, in particolar modo non ha funzionato nella capacità di accompagnare queste persone ad un posto di lavoro. Quindi crediamo che sia stato giusto probabilmente prorogarla nella situazione di emergenza del Covid, ma servirà ben altro, servono politiche attive per permettere alle persone di lavorare. Ecco, politiche attive del lavoro è un termine che è stato utilizzato spesso a Attalmi in questo ultimo periodo. L'ultima volta ieri, quando il Premier Draghi ha riferito alle Camere, dove c'è stato l'ok al recovery plan che sarà trasmesso entro la settimana a Bruxelles. Le chiedo un commento a caldo su questo recovery. Stiamo imboccando la strada giusta? Sì, devo dire che è importante il segnale di un quantitativo di risorse importanti che avranno a che fare sia con politiche attive del lavoro, con l'occupazione femminile, con l'occupazione giovanile e con una svolta green ambientale nel nostro territorio. È un'occasione da non perdere. Pensate, è la prima volta che l'Europa decide di fare debito pubblico collettivo europeo, e l'Italia è il paese che ha avuto il quantitativo più alto di risorse per la ripartenza. Quindi io sono convinto che debbano essere utilizzati in modo positivo questi soldi, non in cattedrali nel deserto, in sprechi, ma devono essere usati perché è un'occasione straordinaria, eccezionale, per rendere più competitivo il nostro paese. Ad esempio anche il tema della fibra larga, della possibilità di raggiungere con le tecnologie tutto il nostro territorio, che è un settore che è un elemento di grave difficoltà dell'economia veneta. E c'è un aspetto che ci preoccupa rispetto a questo progetto complessivo, e l'Europa l'ha detto, ha detto che in Italia ci sono 3 problemi principali: l'evasione fiscale, il lavoro nero e l'evasione contributiva, che sono 3 cose che noi come sindacato denunciamo da sempre. Ci piacerebbe che questo governo fosse anche l'occasione per affrontare e aggredire anche questi temi.
Ma c'è un aspetto che invece ci preoccupa molto di più, è che con fine anno scade quota 100, il governo ha detto di non voler prorogare la misura, questo potrebbe voler dire passare improvvisamente da quota 100 che permetteva di andare in pensione a 62 anni all'effetto completo della Fornero, cioè i 67 anni. Cosa può significare questo? Che specie in un momento in cui riapriranno la possibilità di licenziamento, molte aziende potrebbero decidere di licenziare e ci troveremo con un sacco di lavoratori troppo giovani per andare in pensione, ma anche troppo vecchi per trovare un'altra occupazione. Ecco, vorremmo evitare di trovarci un grandissimo nuovo numero di esodati. La legge Fornero va modificata, non le abbiamo sempre detto, bisogna fare entrare i giovani nei posti di lavoro e le persone più avanti nell'età, specie con lavori molto pesanti, devono poter andare in pensione, e crediamo che questo sia l'altro aspetto che immediatamente il governo Draghi deve affrontare. Ecco, e la prospettiva è appunto lo sblocco dei licenziamenti, ne stava parlando e l'ho interrotta prima, mi scuso, Gava. Ecco, torniamo su questo tema, perché è uno spauracchio. Beh, sicuramente sì, perché tutta la questione del blocco dei licenziamenti fa sì che ci sia un periodo in cui c'è questa sospensione, ma ripeto, è una sospensione, tanto è vero che per come stanno le norme riguardano i lavoratori dell'industria fino alla fine, diciamo, di giugno, ovvero fino alla fine degli ammortizzatori sociali. Vi ricordo come caso emblema il caso dell'Embraco e non ancora della CC di Impel, ma l'Embraco, diciamo, è un caso emblematico, come lo è stato per i lavoratori della Whirlpool, mentre per quanto riguarda i lavoratori dell'artigianato, quindi di altri settori che non siano coperti dalla cosiddetta cassa ordinaria straordinaria, il termine ultimo sembra che sia il 31 di ottobre. Quindi qual è il problema? Che nel momento in cui finiscono gli ammortizzatori sociali, le aziende possono licenziare, è un bel punto di domanda, perché comunque soprattutto nel settore dell'artigianato sorge anche un altro problema, ovvero nel momento in cui c'è la ripresa dell'attività lavorativa, gli stessi datori di lavoro del settore dell'artigianato si lamentano di non trovare figure idonee a certe professionalità, a certi lavori, proprio perché vengono a mancare, diciamo, c'è anche un problema, diciamo, economico, in quanto nel settore dell'artigianato molto spesso le paghe non sono così alte, ma questo probabilmente è un tema che dovremmo affrontare anche in un altro momento, però insomma come sindacato questo è un ruolo che ci compete. È vero che nel momento in cui riparte l'attività lavorativa si vengono a presentare anche questi problemi, quindi quello che vediamo noi, ad esempio rispetto all'anno 2021, c'è stato, l'anno 2020 è un anno, diciamo, a sé, però nell'anno 2021 le riprese e il rinnovo, diciamo, dell'FSDA è partito nel momento in cui sono state create, quindi il governo ha proceduto a creare le cosiddette zone rosse. Parlo per esempio del caso delle parrucchiere e delle estetiste. Certo. Diciamo, c'era stata una ripresa dell'attività di queste lavoratrici, nel momento in cui siamo entrati in zona rossa è ripartita, diciamo, la richiesta di ripresa della cassa integrazione o dell'FSDA, o per quelli che non l'avevano mai attivato dell'attivazione dell'FSDA, mentre alcuni settori, ad esempio il metalmeccanico, ha ripreso, diciamo, a lavorare abbastanza bene, quindi che è uno dei settori del compartimento artigianato più ricco come numeri, intendo, nella provincia di Treviso, perché copre circa il 50% dei lavoratori di questo bacino. Possiamo dire, Gava, che tante aziende si sono accorte dell'esistenza di questo fondo l'anno scorso, fondamentalmente, perché parliamo comunque di comparti che raramente fanno utilizzo di ammortizzatori sociali che sono propri della manifattura pesante, dell'industria, comunque di altri comparti. È così?
è sicuramente così, proprio perché nel momento di crisi si vanno a vedere quelle che sono le potenziali soluzioni, quindi la FSBA in questo momento è un aspettato di crisi, è diventato lo strumento per superarla, però poi al di là di questo molto spesso non solo i lavoratori ma anche le aziende stesse non sanno quali sono le offerte che l'ente bilaterale può mettere in campo, perché ricordo che l'ente bilaterale è fatto comunque dalle aziende e dai lavoratori, una piccola cifra la versano le aziende, una piccola cifra la versano i lavoratori e questo permette loro di avere dei sussidi. Che poi alla fine questo è proprio il principio della bilateralità. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, chi parla? Sì, buongiorno, io sono Massimo e chiamo da Santa Lucia di Piave. Prego Massimo. Volevo fare una domanda per quanto riguarda l'FSBA. Io sono in cassa integrazione con l'FSBA e l'ultima mensilità che mi è stata liquidata è relativa a dicembre 2020. Siamo il 28 aprile, volevo capire a cosa si possono fare riferimento questi ritardi. Grazie, vi ascolto in TV. Gava. Cosa possiamo rispondere al signor Massimo? Come dicevo prima, gli soldi che sono relativi a questa misura che è straordinaria sono soggetti a dei rifinanziamenti che vanno fino ad esaurimento dei fondi. Sappiamo di questo problema, tanto è vero che vi ricordo per l'anno 2020 c'è stato il pagamento fino a marzo, poi c'è stato un blackout per i mesi di maggio e giugno che sono stati liquidati a partire da settembre. Perché comunque sono collegati anche allo sblocco di queste cifre che arrivano a livello nazionale. Quindi in realtà da gennaio dovrebbe essersi sbloccato qualcosa. È evidente che il governo nell'ultimo periodo, soprattutto verso la fine dell'anno, ha avuto una situazione di difficoltà per cui ci sono state delle situazioni di stand-by. I soldi sono in arrivo, ma soprattutto bisogna dire che rispetto alle altre prestazioni dell'ente bilaterale, perché FSBA la domanda la facciamo attraverso l'EBAV, sono quelle che vengono sbloccate più velocemente delle altre. E Atalmi, le chiedo prima di andare in pubblicità, ci sono stati troppi ritardi in questi mesi da parte di chi doveva decidere e procedere alla liquidazione? Allora, diciamo che siamo stati, senz'altro ritardi ci sono stati e dispiace particolarmente perché appunto sono stati i lavoratori che ne hanno pagato le conseguenze. Tenete conto che nelle grandi aziende, quando la cassa integrazione ordinaria o in deroga è pagata dall'INPS, molto spesso le aziende anticipano lo stipendio ai lavoratori e poi lo recuperano dall'INPS. Purtroppo con EBAV San in Veneto con EBAV FSBA che ti versa i soldi direttamente sul tuo conto corrente, e questo è il motivo per cui poi appunto devi fare la dichiarazione dei redditi, e non è possibile da parte del lavoratore e del datore di lavoro anticipare quei soldi. Però c'è da dire, per darvi un'idea, che le domande di accesso a questo ammortizzatore sono state 20 volte l'ordinario andamento che c'era durante gli anni, per cui nel pieno di una pandemia, con tra l'altro gli uffici bloccati, quindi era difficile anche venire fisicamente a fare le domande, tanto noi le facciamo quasi tutte online, ci sono stati dei ritardi molto pesanti e noi abbiamo lamentato più volte questa cosa, perché cosa è successo sostanzialmente? Che siccome questo ammortizzatore lo pagava l'FSBA, i soldi arrivavano comunque dall'INPS, è chiaro che questi passaggi hanno un po' rallentato la pratica. Però è importante questo elemento, cioè il fatto che davvero noi abbiamo trovato un sacco di lavoratrici e lavoratori che non sapevano
di avere diritto all'EBA e a San in Veneto, e l'hanno scoperto perché hanno preso questa integrazione salariale, questo ammortizzatore. E quindi noi ringraziamo la televisione, abbiamo fatto anche uno spot sulla vostra televisione per questo, perché siamo riusciti a raggiungere un sacco di lavoratrici e lavoratori che non sapevano di poter avere rimborso delle spese sanitarie, piuttosto che l'aiuto per i figli. Altre cose, alcune misure sono veramente interessanti. L'EBA va pagato perfino per la didattica a distanza, per chi aveva i figli a casa in didattica a distanza. Ci sono tutta una serie di risorse che molto spesso le lavoratrici e lavoratori dell'artigianato, dove non è presente il sindacato, dove magari sono piccole realtà, e non sapevano di avere questi diritti. Quindi noi stiamo lavorando per far sapere a tutti questi lavoratrici e lavoratori che hanno diritto, perché sono versanti EBA San in Veneto, hanno diritto ad avere questi aiuti che sono importanti in questo momento di crisi. Da qui l'importanza di tenersi informati tramite i canali ufficiali, tramite i CAF, i patronati e quant'altro, ossia una pubblicità che una telefonata. Diamo la priorità alla telefonata. Pronto, chi parla? Pronto, parla Genovese Iginio da Volpago del Montello. Prego. Genovese Iginio da Volpago del Montello. Prego, faccia pure la domanda. Vorrei dirle al signor Altani che non c'è solo gli evasori fiscali e il lavoro nero, abbiamo anche i più politici più pagati di tutta Europa e del mondo. E ora, invece di portare come sindacato a protestare gli operai della Whirlpool di Napoli sulle statali per fermare i lavoratori, dobbiamo portare gli operai davanti alla casa di Napolitano con 90.000 euro al mese, caro signore Altani, perché non ne veniamo più fuori qua. Se no, non protestare, li sediamo nel giardino del Napolitano e li portiamo il mangiare della Caritas. Se non veniamo fuori, perché anche a tutti, io ho quasi 80 anni, signor Altani, e ho visto tanti di sinistra, Bertinotti, Marini, Del Turco, tutta quella De Micheli, sindacalista, e dopo è stato protestato per le tangenti. Era un sindacalista De Micheli, se non si ricorda, lei è giovane, è mio figlio, io ho 80 anni e mi ricordo tutte queste cose, e dovevi farle presenti ai giovani queste cose. Diciamo che qui, signor Egidio, apriamo un fronte ulteriore, chiaramente, che a Talmi è anche un po' specchio dei tempi che stiamo vivendo, perché la tensione sociale c'è. È giustissimo, però se posso, allora ovviamente Napolitano non prende 90.000 euro al mese, ma al di là di quello teniamo conto che il sindacato si occupa di difendere i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati. Poi dopo, quando questi lavoratrici e lavoratori pensionati vanno a votare e votano per partiti che magari fanno delle cose diverse, il problema è della politica, non del sindacato. Però ricordo che recentemente era stata fatta una norma, hanno cancellato i vitalizi, questa è una cosa positiva. Poi hanno tolto i vitalizi a chi aveva avuto condanne passate in giudicato. Ricordo che in Parlamento nell'ultima volta hanno ridato il vitalizio a Formigoni e a Del Turco gravemente malato peraltro. Ecco, sono segnali che non vanno bene, però attenzione, è giusto tagliare i costi eccessivi della politica, però il tema vero è che nel nostro paese le tasse sono troppo alte per chi le paga, questo è il tema vero. Poi si può sempre parlare di qualcos'altro, ma il tema in questo paese, l'ha detto anche l'Europa, è che le tasse sono troppo alte per chi le paga, perché ci sono molti che non le pagano. E questa è una piaga che si denuncia sempre, ogni governo denuncia, ogni volta si annunciano misure, ma pochi passi in avanti si fanno su questo fronte. Allora adesso per davvero andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con Atalmi e Gava per parlare di artigianato e dintorni. A fra poco. Di nuovo in diretta con Straordinaria A3, stiamo parlando di occupazione e artigianato, tutele e fondo di solidarietà bilaterale. Lo stiamo facendo con Nicola Atalmi, che è segretario generale per Treviso della SLC, e con Claudia Gava, che è invece rappresentante sindacale del bacino dell'artigianato, sempre all'interno della CGIL.
Gava, ricomincio da lei per chiederle, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, qual è stata la richiesta più frequente che è stata inoltrata ai vostri uffici, proprio quella operativamente più frequente? Beh, sicuramente la domanda richiesta della cassa integrazione. A seguire i sussidi che sono collegati a questa, che sono sostanzialmente un sussidio di 250 euro. Che si viene dato una TAP per l'anno 2020 per quei lavoratori che ovviamente stando in FSBA per almeno un mese abbiano percepito meno di 300 euro lordi di stipendio, esclusa appunto la cassa integrazione, hanno diritto a questo sussidio che è ripetibile anche per l'anno 2021, il che significa che potenzialmente tutti i lavoratori che hanno fatto domanda di FSBA possono chiedere questo sussidio. Ovviamente per l'anno 2021 al momento è previsto per il periodo che va dal 1° di gennaio al 30 di giugno. Altro sussidio, lo citava Nicola Talmi prima, è stato chiesto soprattutto per i figli che erano per le maggiori costi che le famiglie hanno avuto, per i figli che sono rimasti a casa da scuola, quindi hanno usato la DAD. In questo caso erano previste 100 euro lorde a famiglia, perché se entrambi i genitori erano artigiani li potevano potenzialmente chiedere tutte e due, ma sostanzialmente veniva erogato solo uno, quindi solo 100 euro, però è una delle maggiori richieste che abbiamo avuto dai lavoratori, che continuano ad essere fatte anche per l'anno 2021, perché ovviamente essendoci stata la zona rossa, questo momento di continuità della DAT per i ragazzi c'è stata, e quindi la richiesta è continuata anche sul 2021. Ma ovviamente quando vengono i nostri sportelli siamo noi che gli chiediamo una serie di informazioni per poterli indirizzare anche verso i sussidi più indicati per loro, perché un conto è la questione della cassa integrazione e quindi dei sussidi collegati, altri sono sussidi che sono stabili e che esistono da quando esiste l'EVAV, indicativamente da 30 anni più o meno, per cui i lavoratori possono rivolgersi anche annualmente ai nostri sportelli per fare le domande rispetto ai figli che sono a carico, piuttosto a figli bravi a scuola, bambini che frequentino l'asilo fino alle elementari, fino alle scuole medie, dove in base al reddito i genitori hanno diritto a un aiuto che può variare a seconda del numero di figli, delle categorie, perché non tutte le categorie hanno le stesse cifre, però possono passare da 150 euro, 300 euro, 350, e quindi è un aiuto che queste famiglie riescono a portare a casa. Quindi possiamo dire, Gava, mi scusi, ai genitori che ci stanno seguendo, che sono ancora in tempo per informarsi, per avere un sostegno anche a livello retroattivo, possiamo dirlo questo? Sì, ci sono delle domande che scadono alla fine di questa settimana, però ce ne sono alcune che scadono a maggio, ci sono delle scadenze di giugno. Quindi ci sono anche delle domande che le puoi fare una volta durante il corso degli studi dei figli, quindi se non va bene quest'anno le possiamo chiedere. E rivolgetevi ai nostri sportelli e vi sapremo dare le indicazioni più esatte. Assolutamente. E a Talmi, possiamo dire che gli strumenti ci sono stati, magari sono stati insufficienti, possono ritenersi tali, ma che forse c'è stata un'eccessiva confusione nel comunicarli dal punto di vista anche centrale, governativo, perché l'impressione spesso è questa, che ci sia una carenza di informazione, ma che alla base di questa carenza di informazione ci sia anche una trasmissione delle informazioni magari non sempre chiara.
Beh, guardi, noi come sindacato siamo un po', diciamo, in prima linea su questo, nel senso che tutto il periodo della pandemia, che ricordo comunque è una cosa mai successa nella storia del nostro paese, e la CGIL non ha mai chiuso i propri uffici, per cui noi siamo sempre rimasti aperti. Perché? Perché poi la gente veniva da noi per i bonus, pensate a tutti i lavoratori parasubordinati, lo sport, lo spettacolo, le badanti hanno avuto un bonus e quindi c'è stato un moltiplicarsi di interventi. Io temo in qualche caso purtroppo anche qualche soldo sia andato anche mai a chi non ne aveva diritto, perché poi dopo sappiamo un po' come vanno le cose, però in realtà diciamo così, c'è stato un grosso intervento di risorse per aiutare le persone nel momento topico grosso della crisi e quindi da questo punto di vista è anche comprensibile che qualche informazione non sia arrivata, però proprio per questo noi, siccome ad esempio, tornando al caso dell'artigianato, noi abbiamo raggiunto un numero incredibile di lavoratrici e lavoratori dell'artigianato che molto spesso non incontravamo mai. Certo. E quindi quando sono venuti per fare le pratiche per avere l'FSBA mi hanno detto: ma tu lo sai che hai pagato Saninveneto, che è un'integrazione sanitaria che ti rimborsa le spese anche semplicemente degli esami del sangue, di tante spese normali che vengono fatte da una famiglia e che pesano, anche solo il ticket pesa nei confronti dei bilanci delle famiglie, e siamo riusciti così a contattare molte lavoratrici e lavoratori e dirgli: guarda, vieni qui da noi, hai anche questa possibilità. Ci sono due elementi che vorrei approfittare della vostra gentile ospitalità per dirla sempre ai cittadini dell'artigianato, che è molto importante. Prego. Tutti quelli che hanno preso l'FSBA nel 2020, ricordiamo che l'80% dei lavoratori e lavoratori del settore artigiano hanno avuto qualche settimana di FSBA. Allora abbiamo detto: dovranno scaricare il CU per fare la dichiarazione dei redditi, questo è importante ovviamente, ma oltre a questo, ad esempio, non hanno avuto nel pagamento dell'FSBA gli assegni familiari, e anche questo è una cosa che conta poi nelle buste paga. Ne hanno diritto ovviamente, perché come per i lavoratori in cassa integrazione hanno diritto agli assegni familiari anche i lavoratori dell'artigianato per analogia, ma attualmente non c'è la modalità per fare la richiesta retroattiva degli assegni familiari per il periodo in cui hanno avuto l'FSBA. Però anche su questo noi diciamo: venite nei nostri sportelli, e quando venite nei nostri sportelli per avere informazione, noi, se voi ci date ovviamente l'autorizzazione firmando una liberatoria privacy, noi vi mandiamo un SMS appena è possibile avere indietro gli assegni familiari, e quindi potete recuperare anche quelle somme. E da ultimo, lo dico ai più fortunati, diciamo in qualche misura, che nel corso del 2021 potranno andare in pensione, che chi ha fatto la cassa integrazione nell'ultimo anno, siccome i contributi versati ovviamente ci sono, però devono fare lo stesso giro lungo che hanno fatto gli stipendi, diciamo così, gli assegni dell'FSBA, c'è un ritardo nel riconoscimento delle settimane lavorate come anzianità per i lavoratori dell'artigianato, e quindi dico: lavoratrici e lavoratori che vi avvicinate alla pensione, fate la domanda per tempo presso i nostri patronati, perché ci vorrà un po' di tempo in più. Avvisate sempre che avete fatto FSBA, avete fatto artigianato all'operatore che vi fa la pratica, perché ci vorrà un po' di tempo in più per avere il riconoscimento di quelle settimane. Sono informazioni di servizio, vi ringraziamo Antena 3 per questo, perché è molto importante dare queste informazioni, perché poi gli lavoratrici e lavoratori vengono sempre in CGIL alla fine o telefonano, perché sanno che noi in qualche modo una risposta la diamo a tutti. Però è chiaro che evitiamo che qualcuno perda dei pezzi per strada, ad esempio non rivendichi il suo diritto agli assegni familiari, e noi siamo pronti a dargli una mano anche in questo. Sono due comunicazioni importantissime, l'ultima in particolare a Talmi, comunque chiariamolo. Il periodo viene riconosciuto, sì. Se ci sono problemi diciamo così di computo, ecco, quindi potrebbero esserci dei ritardi da questo punto di vista, da qui l'importanza di anticipare per quanto possibile i tempi di richiesta, mi pare di capire questo. Sì. Dei conteggi, perché voi sapete che prima di andare in pensione uno viene da noi, nel nostro patronato, certo, e si fanno i conteggi e si vedono tutte le settimane lavorate per raggiungere la pensione. Molto spesso si vedono le settimane lavorate, non c'è ancora il versamento all'INPS da parte di FSBA di quelle settimane di cassa integrazione,
Quindi se sono venuti da noi, noi ci attiviamo per sollecitare questo versamento e far bene i conti insieme al lavoratore per capire quando materialmente, concretamente può andare in pensione. Che quindi vengano un po' prima per agevolare anche il vostro lavoro, perché immagino, Gava, tra strumenti e della bilateralità, che comunque ci sono sempre indipendentemente dalla pandemia, questo va detto, strumenti ad hoc creati per affrontare la pandemia, immagino che il lavoro sia aumentato esponenzialmente, l'attività di sportello. Sicuramente sì. Io sono arrivata nell'artigianato, diciamo, da poco, perché prima lavoravo in una categoria come la FIOM e quindi diciamo lavoravo in quelle attività industriali, però il lavoro sicuramente è aumentato, abbiamo potenziato anche i nostri sportelli, addirittura io lavoro a Montebelluna, Castelfranco, qui abbiamo creato uno sportello doc per le parrucchiere e le estetiste, perché ci chiedevano la disponibilità il lunedì mattina e abbiamo visto che c'è stato un notevole riscontro, quindi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Poi c'è da dire che il passaparola ha aiutato molto, nel senso che un lavoratore che ha ottenuto un rimborso comunque lo comunica anche ai suoi colleghi. Ad esempio Nicola prima citava anche la questione San in Veneto. Per il periodo del Covid, tutti quei lavoratori che hanno avuto, non necessariamente il Covid, ma che sono rimasti a casa in quarantena perché magari ce l'aveva il fratello piuttosto che un altro familiare, i lavoratori iscritti a San in Veneto hanno diritto a un indennizzo per il periodo in cui siamo stati a casa, con un massimale, per cui basta rivolgersi ai nostri sportelli. Entro il 30 di giugno è possibile fare le domande per il periodo 2020 e anche per il periodo 2021. Ripeto, sono eventi eccezionali, però certo, comunque permettono di venire incontro alle esigenze di questi lavoratori. Questo quindi per tutti i dipendenti iscritti a San in Veneto, che sono i dipendenti delle imprese artigiane che aderiscono appunto a questo strumento. Vi ringrazio perché sono state tutte informazioni molto utili, siamo però alle battute conclusive, quindi saluto e ringrazio Nicola Atalmi, grazie anche a lei Claudia Gava. Il mondo dell'artigianato è un mondo variegato che ha bisogno di tante risposte e la CGIL le sta dando inevitabilmente con strumenti tradizionali e strumenti anche innovativi. È tutto anche per questa straordinaria. Torniamo alle 18:30 in diretta con la nostra informazione. Saluto e ringrazio dalla regia Alberto Piovesane e Italo Morao. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.